riportate senza precedenti, verso quel cambio di paradigma. Ma come cambia? Qual è l'approccio in base al quale le amministrazioni pubbliche integrano i criteri minimi ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tutte quelle azioni green? E non devo e non ruberò molto tempo di quanti relatori che interverranno, perché la ricchezza e la profondità dei temi calendario merita di essere svolta in un tempo adeguato. Vorrei fare una battuta: credo che mai come argomento all'ordine del giorno sia veramente più opportuno di quello di oggi. Si badi, non è la solita frase che si dice quando non si sa cosa dire nel corso delle presentazioni, ma l'argomento perché all'ordine del giorno? Perché la missione dedicata alla rivoluzione verde, alla transizione ecologica, a quel paradigma dell'economia circolare, in linea con le indicazioni europee, raccoglie i fondi nel PNRR delle altre missioni che persegue, oltre a incentivare una crescita economica e di natura sostenibile, senza voler tralasciare l'alto peso potenziale che gli acquisti pubblici, confrontati ad esempio con il prodotto interno lordo italiano, hanno un peso importante. Quindi è quella sfida, ulteriore sfida, le ulteriori azioni verso la sfida, verso il cambiamento del paradigma, e il Comune di Udine è pronto a raccogliere questa sfida, alleandosi con l'Università di Udine, con l'Ordine Architetti, con l'Egio dei Geometri, con il fondo imprenditoriale e professionale. Per facilitare questa occasione altamente illuminante, sarà dedicato al ruolo strategico nella pubblica amministrazione per garantire quei modelli di produzione e consumo sostenibile. Lascio la parola alla collega Barbara Tacciani, responsabile delle unità organizzative Economato Acquisti, che ci condurrà su questa bellissima mattinata. Buongiorno, sono Barbara Tacciani, come ha detto il mio collega responsabile dell'unità organizzativa Economato Acquisti del Comune di Udine. I nostri uffici si occupano di forniture di beni e servizi trasversali per l'ente. E mi fa molto piacere introdurre questo incontro perché sono sicura che le relatrici e i relatori che ascolteremo porteranno un contributo molto importante e ci daranno soprattutto degli spunti per applicare le politiche ambientali in quelle che sono le nostre attività quotidiane e in particolare per i nostri uffici in quelle che sono le predisposizioni degli atti amministrativi per poter procedere a degli appalti verdi. Inoltre la nostra amministrazione è molto interessata e sensibile agli argomenti che ascolteremo oggi perché appunto ha effettuato un processo di certificazione ambientale ed inoltre ha attuato anche e redatto delle procedure all'interno del sistema di gestione ambientale che aiutano gli uffici nel predisporre proprio gli atti relativi agli appalti, sia per il rispetto della normativa ovviamente, sia anche per lo stimolo ad effettuare acquisti verdi di tipo volontario. L'incontro di oggi quindi si svolge in due parti. La prima parte che verrà curata da Alessandra Mascioli, tecnologo del Consiglio Nazionale delle Ricerche dell'Istituto Inquinamento Atmosferico presso il Ministero della Transizione Ecologica, che ho avuto il piacere di ascoltare 6 anni fa ad un incontro presso la Regione Friuli Venezia Giulia, dove si parlava di GPP e codice degli appalti, quando il codice degli appalti appunto era appena stato introdotto e quindi dove c'era questa novità insomma dell'articolo 34 dei criteri minimi ambientali. Quindi mi fa molto piacere ascoltarla oggi. La seconda parte invece le relatrici e i relatori ci porteranno delle esperienze, quindi ci sarà uno scambio di buone pratiche che assolutamente ci aiuterà appunto, come ho detto prima, ad introdurre quelle che sono le politiche ambientali sempre di più nel nostro lavoro quotidiano, appunto argomento molto importante. Allora, i relatori saranno Gianluca Cocco,
direttore generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e dirigente del Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Strategica e Sistemi Informativi presso la Regione Sardegna, Marta Giovanna Gerenzani, responsabile dell'UO Rifiuti e Risanamenti del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, Simone Ricotta, operatore dell'ARPA Toscana e membro del Consiglio di gestione del PAN GPP coordinato dal Ministero dell'Ambiente, ed Eva Zane della Direzione Acquisti della Regione Veneto. Io non mi dilungo oltre, ringrazio anticipatamente appunto tutte le relatrici e relatori e vi auguro un buon ascolto. Passo quindi la parola ad Alessandra Mascioli. Grazie. Grazie mille anche della presentazione. Condividerò lo schermo, non so se state vedendo la mia diapositiva. Sì, si vede. Si vede? Perfetto. Benissimo. Dunque, introdurremo i lavori di questa mattinata, in particolare, diciamo, il mio ruolo è quello di far capire come il Green Public Procurement possa supportare la circolarità delle pubbliche amministrazioni, ma anche grazie alle pubbliche amministrazioni. E per fare questo non parlerò perciò soltanto dei criteri ambientali minimi e di tutti i requisiti dei criteri ambientali minimi che sono più efficaci nell'obiettivo di supportare modelli di economia circolare, ma darò alcune suggestioni per far comprendere quali altre iniziative collaterali la pubblica amministrazione può fare per supportare la circolarità. Indicazioni che peraltro sono contenute anche all'interno del nuovo piano per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione che il Ministero della Transizione Ecologica ha pronto da diverso tempo, da anni veramente, e che a breve dovrà essere trasmesso in conferenza unificata al fine della adozione, alla fine della relativa adozione. E intanto probabilmente molti di voi sanno che cosa è l'economia circolare, ma è bene ricordare comunque che ad esempio nel sito del Parlamento europeo l'economia circolare è stata descritta come un modello di produzione o consumo che contribuisce a ridurre i rifiuti al minimo e a reintrodurre, laddove possibile, materiali di cui è composto il prodotto nei cicli economici al fine di generare ulteriore valore. Sostanzialmente è un modello di produzione e consumo che va a favorire tutti i cicli chiusi e a razionalizzare anche i consumi, e quindi un modello opposto con il tradizionale modello economico lineare fondato sullo schema dell'estrazione, della produzione, dell'utilizzo e della trasformazione del prodotto in rifiuto. L'economia circolare è stata anche definita dalla Commissione europea come un modello di crescita rigenerativo che consenta di restituire al pianeta più di quanto prende, in modo che il consumo delle risorse sia mantenuto all'interno dei limiti del pianeta. Questo è tratto dalla ultima comunicazione, la più recente comunicazione della Commissione europea relativa al piano d'azione per l'economia circolare. Gli appalti pubblici verdi cosa sono? Sapete tutti ormai. È quell'approccio in base al quale le amministrazioni pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto. Quindi cosa significa? Significa che si parte dall'analisi dei fabbisogni per capire come questi fabbisogni possano essere razionalizzati, come questi fabbisogni possano essere dematerializzati. Quindi non si tratta soltanto di introdurre dei criteri ambientali, ma si tratta anche di fare iniziative all'interno dell'ente, se appunto si sta, diciamo, trattando di appalti per il funzionamento dell'ente, per capire come
come gli acquisti possano essere razionalizzati e in qualche caso già i criteri ambientali minimi nella parte introduttiva ai requisiti che devono essere introdotti nelle procedure di appalto, quindi nella documentazione progettuale di gara, danno alcuni suggerimenti in proposito, ma possono impattare anche altro genere di appalti e quindi già delle procedure con le quali anche diciamo la scelta di procedure con le quali bandire una gara possono avere un effetto indiretto da questo punto di vista. Adesso mi spiegherò meglio. In ogni caso, il Green Public Procurement supporta la circolarità delle pubbliche amministrazioni perché ha effetti diretti nei modelli di consumo della pubblica amministrazione stessa. Anche quando diciamo, appaltiamo un servizio in luogo di in luogo di una procedura per acquisto di prodotti e i CAM stanno dando anche esempi da questo punto di vista, stiamo dematerializzando un fabbisogno e quindi stiamo attuando degli appalti pubblici circolari. Faccio un esempio che anticipo. Per esempio nei CAM per le forniture di prodotti tessili è stata introdotta anche una scheda che riguarda il servizio di restyling dei prodotti tessili di proprietà della pubblica amministrazione. Come stanno anche approcciando gli appalti pubblici circolari i paesi nord europei stanno approcciando proprio con questo genere di paradigma, cioè ridurre al minimo le forniture e provare a rinnovare le forniture già in essere presso la pubblica amministrazione, diciamo, a bandire appalti pubblici, diciamo, introdurre dei criteri di modularità, per esempio degli arredi e così via. E poi il Green Public Procurement supporta la circolarità grazie alle pubbliche amministrazioni. Perché? Perché le pubbliche amministrazioni nel momento in cui introducono dei requisiti ambientali introducono dei requisiti di ecodesign. Proprio l'ecodesign, quindi è proprio in fase di progettazione, infatti, che si determina il maggiore impatto di tipo ambientale. E come andremo poi a vedere, tutti i diversi requisiti di GPP, anche quelli individuati nei criteri ambientali minimi, inclusi per esempio quelli che danno limiti alla presenza di sostanze pericolose nei materiali, hanno un impatto in termini di circolarità, perché quanto meno sostanze pericolose sono contenute all'interno dei materiali, quanto è più efficiente anche il percorso di reintroduzione e reimmissione della materia all'interno dei cicli economici. Grazie alle pubbliche amministrazioni, perché sempre attraverso alcuni requisiti di GPP, per esempio quando vengono introdotti dei contenuti minimi di riciclato o di sottoprodotto all'interno dei prodotti e dei materiali, la pubblica amministrazione sta supportando e promuovendo la simbiosi industriale. Che cosa vuol dire? La simbiosi industriale, quella cioè che fa sì che le aziende collaborino in qualche caso, quindi che quello che è un materiale di scarto di un ciclo produttivo di un'azienda diventi materiale input dei cicli produttivi di un'altra azienda, che in questo modo sta gestendo la materia in maniera efficiente. Così come il contenuto di riciclato che cosa significa? Significa che quell'azienda fa uno sforzo, perché in molti casi pensiamo anche alle plastiche, adesso non so perché i costi energetici sono aumentati, ma è molto più economico utilizzare plastica vergine, granulato vergine, piuttosto che granulato riciclato,
Però appunto nel momento in cui un'azienda si impegna a fare questo, sta valorizzando il ciclo dei rifiuti, quindi è fondamentale che la pubblica amministrazione attraverso la propria domanda apra un mercato di sbocco a queste realtà. E poi il GPP promuove l'economia circolare, quindi sia a livello macroeconomico sia a livello mesoeconomico, ovvero nei rapporti fra le aziende, proprio per quello che abbiamo detto ora, e sia a livello microeconomico grazie a dei requisiti ecologici o anche grazie a determinate categorie di appalti pubblici che sono circolari per loro, cioè che supportano appunto la circolarità per loro stessa natura. Perché dico a livello macroeconomico? Perché per esempio in un momento in cui la pubblica amministrazione affida un servizio di raccolta di trasporto dei rifiuti con determinati requisiti ambientali, questa pubblica amministrazione sta in qualche modo facendo sì che diciamo, si sta adoperando per fare in modo che sia aumentata la frazione differenziata dei rifiuti in quantità e in qualità. Il Ministero dell'Ambiente, anzi della transizione ecologica, scusate, sta per adottare finalmente i nuovi criteri ambientali minimi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani, che hanno notevoli interessanti requisiti proprio volti a rendere più semplice poi e quindi più economico il recupero della materia all'interno dei cicli economici. Poi anche il trasporto pubblico locale è un servizio, diciamo così, verde per natura. Vi sono alcuni requisiti che apparentemente non sono criteri ecologici, ma adesso anche questo è una categoria di appalto che è in corso di essere approcciata dai criteri ambientali minimi, anzi già stiamo condividendo la seconda versione dei criteri ambientali minimi per i servizi di trasporto pubblico locale, e ci domandano ma che tipo di criterio ambientale è il fatto di fornire tutta una serie di informazioni all'utente che noi prevediamo anche attraverso dei sistemi tecnologici specifici all'interno di questa bozza di documento. No, ha un effetto indiretto. Perché? Perché agevola la intermodalità del trasporto pubblico, quindi naturalmente lo rende più efficiente, comporta questo che sia ridotto l'uso delle auto private, quindi c'è la possibilità di estendere la vita utile delle auto, della relativa componentistica e così via. Vi sono categorie di appalti specifici che incidono sugli stili di vita dei cittadini, per esempio come quando le amministrazioni pubbliche installano delle case dell'acqua per evitare insomma che i cittadini cioè per promuovere diciamo il consumo di acqua di rete presso la cittadinanza, così come quando installa i beverini all'interno degli edifici per favorire il consumo di rete. Poi vabbè, vi sono anche altri generi di appalti che hanno effetti per la circolarità, per la loro stessa natura, oppure appunto determinano effetti indiretti in termini di promozione di economia circolare. Poi noi abbiamo una normativa a livello legislativo e tecnico molto avanzata, che sono appunto i criteri ambientali minimi. Le caratteristiche verdi dei prodotti e servizi e anche di lavori sono standardizzate. Questo consente di facilitare anche l'adozione di altre misure di politica economico-industriale convergenti. Conoscete tutti voi il superbonus per l'efficientamento energetico degli edifici,
Il super bonus riguardo ai materiali isolanti, cioè le spese per l'acquisto di materiali isolanti sono rimborsate solo se i materiali isolanti sono conformi ai criteri ambientali minimi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questi materiali devono avere un contenuto minimo di materia riciclata e di sottoprodotto e devono avere invece, non devono presentare determinate sostanze pericolose, o comunque le sostanze pericolose devono essere all'interno di certe soglie. E tra l'altro, forse lo dirò anche dopo, però insomma lo ricordo, diversi criteri ambientali minimi, tra cui anche quelli sui materiali da costruzione, stanno anticipando la normativa cogente di derivazione comunitaria, perché la Commissione europea, sia nella comunicazione sul Green Deal, sia sulla comunicazione sull'economia circolare, ha annunciato che proprio per supportare l'economia circolare e comunque il Green Deal, renderà cogente il contenuto di riciclato e di sottoprodotto obbligatorio all'interno dei prodotti da costruzione. Ma questo è solo un esempio di quanto i nostri criteri ambientali siano stati lungimiranti, perché stanno anticipando quelle che saranno le future norme di derivazione comunitaria. Gli appalti pubblici verdi poi, come voi sapete, ottimizzano l'uso delle risorse finanziarie. Lo ottimizzano sia perché stiamo acquistando appunto prodotti comunque più durevoli, prodotti che riescono ad essere più facilmente riparati, quindi stiamo comunque procrastinando la necessità di acquistare altri prodotti, oppure stiamo acquistando prodotti comunque che sono meno energivori, quindi che anche in relazione ai consumi di energia lungo il ciclo di vita ci consentono di risparmiare. Ma ottimizzano l'uso delle risorse finanziarie perché, soprattutto se teniamo conto anche adeguatamente delle esternalità ambientali, stiamo risparmiando costi in altri settori di spesa, anche legati alle spese sanitarie, ad esempio. E poi stiamo ottimizzando l'uso delle risorse finanziarie perché stiamo favorendo quelle imprese che hanno puntato sulle tecnologie ambientali, hanno puntato sui cicli chiusi, stanno facendo degli investimenti ambientali e quindi noi in qualche modo le stiamo aiutando nel loro percorso di qualificazione ambientale. Poi stavo dicendo, al di là del fatto appunto di introdurre i criteri ambientali minimi all'interno delle procedure di acquisto, di appalti, servizi, eccetera, anche le procedure, anche la scelta delle procedure possono influenzare i risultati e gli effetti della strategia degli appalti pubblici verdi in termini di circolarità. Per esempio, scusate, in Svezia, nell'ambito dei lavori del GPP Advisory Group, la componente svedese, la rappresentante svedese, ha mostrato una slide in cui si vedeva una collinetta con una sgradinata in cemento per raggiungere la cima di questa collinetta, che non veniva usata dalla cittadinanza, che preferiva continuare a passare nelle stradine sterrate. E da questa osservazione in Svezia, ogni qualvolta si deve appaltare un lavoro, viene interpellata la cittadinanza per capire se quell'opera pubblica di lavoro sia gradita o meno, sia utile o meno sostanzialmente. Questo è fondamentale perché ogni appalto pubblico di lavori comporta comunque un dispendio enorme di risorse e un dispendio enorme di materia. Quindi anche questo è importante. È importante anche scegliere le procedure che consentano di far sì che siano gli operatori economici a proporre delle soluzioni circolari, quindi che si stimoli particolarmente la propositività e la
professionalità delle imprese, che in qualche modo molto probabilmente ne sanno più di chi redige il capitolato, quindi tutte quelle procedure che comportano un dialogo con i fornitori, insomma. Allora, invece, per quanto riguarda l'economia circolare negli atti di soft law comunitario come terminologia, come concetto, compare per la prima volta nel 2014 in questa comunicazione verso un'economia circolare, programma per un'Europa zero rifiuti. Poi nel 2015 la Commissione europea lancia il primo piano d'azione nazionale per un'economia circolare, dove emerge il fatto che nel momento in cui ci stiamo adoperando affinché l'economia sia più circolare, quindi il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse sia mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione dei rifiuti sia ridotta al minimo, stiamo sviluppando un'economia sostenibile e un'economia a minori emissioni di carbonio, quindi stiamo favorendo la transizione anche nell'ambito della decarbonizzazione della nostra economia, ma non solo, stiamo facendo in modo da supportare anche la competitività delle aziende e del sistema paese. La cosa importante, infatti, è che questo concetto di economia circolare è stato finalmente ne è stata finalmente vista la portata in termini di politica industriale, cosa che invece perché di tutto questo, cioè di tutti questi strumenti per supportare un'economia sostenibile e di tutte queste, insomma, soluzioni, in realtà è da tanto che se ne parla, perché già nella comunicazione 2003 del 302, cioè politica integrata dei prodotti, sviluppare il concetto di ciclo di vita in modo tale da diminuire gli impatti ambientali dalla culla alla culla, quindi tenendo conto di tutti, insomma, anche dell'estrazione delle materie prime, quindi anche qui la maggiore efficienza nell'uso delle risorse, eccetera, con alcuni strumenti. Cioè tutto questo concetto che sta all'interno del paradigma dell'economia circolare stava già contenuto in questa comunicazione del 2003. Però c'è qualcuno che non ha il microfono chiuso. Grazie. Però qui non compariva in questa comunicazione la portata, diciamo, il beneficio anche economico-industriale di tutte queste soluzioni. Invece con il concetto di economia circolare questo è emerso in misura maggiore. Poi che questa sia l'unica strada da percorrere lo sappiamo tutti, perché nel 2050 è stato stimato che saranno necessari 3 pianeti per sostentarci. Sappiamo tutti che la popolazione mondiale sta raggiungendo dei numeri impressionanti, quindi il consumo complessivo di biomassa, di combustibili fossili, di metalli e di minerali è destinato a raddoppiare, e addirittura la produzione dei rifiuti è destinata ad aumentare del 70% nel 2050. Poi l'estrazione, la trasformazione delle risorse è causa di metà delle emissioni totali di gas a effetto serra, oltre che è causa di perdita di biodiversità e di dispendio di risorse idriche. Ovviamente, quindi, il modello di sviluppo circolare consentirà di diciamo, tutelare l'occupazione, incrementare il PIL che altrimenti non può far altro che deprimersi. Considerate che le imprese manifatturiere già oggi spendono per i materiali circa il 40% delle proprie risorse. Quanto più i cicli sono chiusi, tanto più sarà possibile aumentare o perlomeno mantenere la redditività, sarà possibile diminuire le esposizioni e i rischi rispetto alle fluttuazioni dei prezzi delle risorse, quindi non solo appunto sia dei materiali sia dell'energia,
e alla difficile accessibilità di queste risorse, di queste materie prime, sia a causa di una maggiore domanda, ma comunque ecco, potrebbero anche tornare, diciamo, degli eventi esogeni come abbiamo visto succedere a causa della pandemia. Poi un'altra importante informazione, insomma, anzi, diciamo, un altro importante messaggio da dare è che adesso ci siamo particolarmente preoccupati per le morti e per, diciamo, gli eventi morbosi derivanti dal Covid-19, ma sappiate che l'Organizzazione Mondiale della Sanità già nel 2018 ha stimato che i morti all'anno per rischi ambientali evitabili per la salute sono nell'ordine di quasi 13 milioni e che già nel 2018 un quarto delle spese sanitarie riguardano le malattie ad esse correlate. Per di più, quanto più aumenterà la temperatura a causa delle emissioni di gas climalteranti, tanto più avremo problemi in termini di mortalità e morbilità. Nel 2003, soltanto per un breve periodo di caldo intenso, in estate, in Italia si sono contati 70.000 morti. Poi gli scienziati ovviamente, anche proprio grazie al riscaldamento globale, allarmano sul fatto che ci saranno maggiori eventi infettivi, mortalità ovviamente per eventi estremi, e anche un maggiore tasso di morbilità e mortalità per minore accesso al cibo e all'acqua, oltre che ovviamente per l'inquinamento derivante da sostanze pericolose che noi assumiamo in diverse forme, in aria, per quello che mangiamo, per quello che beviamo. Anche l'acqua sapete che contiene delle microplastiche. Riguardo invece la stima dei morti per l'inquinamento atmosferico sia indoor che outdoor, sempre nel 2018 sono stati stimati 7 milioni di morti l'anno. Ovviamente un modello di economia meno dissipativo consente anche di ottimizzare la qualità dell'aria perché razionalizza le produzioni, sposta le produzioni in servizi, insomma, dematerializza la nostra domanda e contemporaneamente riduce anche l'inquinamento derivante da trasporti, dalla logistica delle merci, che può essere evitata. Cerchiamo quindi, invece di comprare più cose, di andare più spesso al cinema magari o a teatro. Poi, anche sono allarmanti i dati sul consumo delle risorse e sulla produzione dei rifiuti e anche sulla perdita di biodiversità che è causata dall'inquinamento, dalla deforestazione e soprattutto anche dai cambiamenti climatici. C'è anche un allarme in termini di riduzione di fertilità dei suoli, quindi un modello di produzione anche agricola che faccia meno uso di sostanze fertilizzanti di sintesi è utile a questo. E quindi anche qui i criteri ambientali minimi hanno un ruolo. Poi sapete tutti che già dal 2006 si sapeva che i costi del non agire sono molto più elevati rispetto a quelli delle azioni di contrasto. Poi il governo, un report del 2014 negli Stati Uniti è stato stimato che questo diciamo elaborato dal confronto tra più report, che ogni decennio i costi per contrastare le emissioni di gas climalteranti aumentano del 40%. E lasciamo perdere anche quello che diciamo i risultati anche
di uno studio sul centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici che ha avuto proprio ad oggetto l'esposizione, l'analisi del rischio in Italia, derivante poi da vari scenari in relazione all'aumento delle temperature globali. Anche lo scenario più favorevole diciamo, dà delle risultanze piuttosto allarmanti. Poi i costi ambientali, soltanto una piccola suggestione: nel 2021 sono stati spesi 170 milioni di dollari per eventi meteorologici estremi, ma questo è soltanto il costo dei danni relativi alle perdite assicurate, quindi i costi sono molto più elevati rispetto a questo dato. E veniamo a che cosa in Italia, gli appalti pubblici. Noi abbiamo un transato enorme per appalti pubblici, più alto, insomma, piuttosto alto, perché ovviamente siamo tanti in Italia, però gli appalti pubblici in Italia pesano soltanto l'11% del PIL contro una media del 14% in Europa. Gli stati del nord Europa spendono in appalti pubblici circa il 20% del loro PIL. Non sappiamo, ecco, questo anche è importante, l'effetto leva sul mercato è comunque tanto più marcato quanto le caratteristiche ambientali richieste sono omogenee. Quindi l'intervento del legislatore che ha diciamo, reso obbligatori i criteri ambientali minimi è stato fondamentale da questo punto di vista, perché quando prima che i criteri ambientali minimi fossero obbligatori, divenissero obbligatori, sostanzialmente le pubbliche amministrazioni agivano a macchia di leopardo, alcune chiedevano alcuni requisiti, altri requisiti, perciò le imprese non erano portate a investire. Quindi adesso da che i criteri ambientali minimi sono diventati obbligatori, si è percepito, perché purtroppo i dati non li abbiamo, però si sono percepiti e si sono visti degli effetti molto più marcati. E non li abbiamo i dati perché, come sapete tutti, noi non abbiamo ancora un monitoraggio sull'applicazione dei criteri ambientali minimi. Non è una cosa semplice. In Italia ci sono circa 37.000 amministrazioni aggiudicatrici, il che significa che i punti ordinati sono un multiplo di questo numero, e abbiamo, soltanto tenendo conto delle procedure di appalto pubblico tracciate dall'ANAC, quindi forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e lavori di importo inferiore a 150.000 euro, 5 milioni di procedure. Quindi noi non sappiamo quanto sia il volume di spesa pubblica per appalti oggetto di criteri ambientali minimi. Ogni tanto abbiamo provato a fare dei calcoli alla banca dati ANAC su alcune categorie di appalti e comunque insomma ci arriveremo forse anche a questo. L'ANAC adesso sta lavorando con altri soggetti per rendere interoperabili le banche dati, soprattutto se saranno anche interoperabili le piattaforme di procurement. Questo lavoro sarà facilitato senza aggravio per i responsabili unici dei procedimenti, che già insomma hanno il loro da fare. I criteri ambientali minimi, per chi non lo sapesse, sono perché insomma abbiamo in Italia i criteri ambientali minimi, cosa sono e quali sono le fonti normative. Allora, nella comunicazione che ho già ricordato prima sulla politica integrata dei prodotti, la Commissione europea aveva invitato gli Stati membri a dotarsi di piani d'azione per gli appalti pubblici verdi. Con la legge finanziaria 2007 il legislatore nazionale ha dato col compito al Ministero dell'Ambiente di adottare, di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, il piano per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, che è stato appunto adottato l'11 aprile 2008, revisionato nel 2013.
Questo piano, proprio per indicazione della legge finanziaria, doveva contenere anche le misure per l'introduzione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di appalto pubblico su determinate categorie di appalti pubblici, che nel decreto di approvazione del piano sono stati definiti appunto criteri ambientali minimi. Questo per ricondurci alla terminologia utilizzata dalla Commissione europea per indicare appunto i requisiti ambientali da introdurre nelle gare d'appalto pubbliche. Questi CAM, questi criteri ambientali minimi, sono stati facoltativi sino all'entrata in vigore della legge 221 del 2015, che era intervenuta con modifica al codice previgente, ma l'obbligo di adottare, anzi di introdurre i criteri ambientali minimi all'interno delle procedure della documentazione procedurale di gara è stato rafforzato e reso più chiaro dal decreto correttivo al codice degli appalti attualmente vigente, che ha stabilito che all'articolo 34, vabbè, lo vedremo dopo, le pubbliche amministrazioni dovessero introdurre nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi, e ha stabilito che sempre medesime stazioni appaltanti dovessero tener conto dei criteri premianti, dei criteri ambientali minimi, nel momento in cui la procedura d'appalto fosse aggiudicata con il criterio del miglior rapporto qualità-prezzo, e io aggiungo anche con il criterio del costo-prezzo fisso, cioè quando sostanzialmente la gara è aggiudicata anche grazie a degli elementi qualitativi. Perché si definiscono minimi e sono stati definiti minimi i criteri ambientali? Perché sono dei requisiti di base superiori alle previsioni di legge per qualificare gli appalti come preferibili dal punto di vista della sostenibilità ambientale, cioè verdi, in relazione all'offerta di mercato. Sono anche definiti minimi perché non pregiudicano la facoltà delle stazioni appaltanti di introdurre dei requisiti ambientali più sfidanti laddove sono in grado di accedere a prodotti o servizi addirittura migliori rispetto a quelli che diciamo descrivono i CAM. I criteri ambientali minimi sono quindi le considerazioni ambientali, vale a dire i requisiti ambientali definiti per le diverse fasi della procedura di gara, oggetto dell'appalto, quindi specifiche tecniche, clausole contrattuali, criteri premianti e anche requisiti di selezione della capacità tecnico-professionale dei candidati ad eseguire l'appalto in maniera da recare un minor impatto sull'ambiente. Ecco, questo è l'articolo 34 del codice dei contratti che vi ho detto prima. È anche importante evidenziare che l'obbligo di introdurre specifiche tecniche e clausole contrattuali dei CAM e l'obbligo di tener conto dei criteri premianti di CAM si applica per gli affidamenti di qualunque importo, quindi anche per gli affidamenti sotto soglia, anche per gli affidamenti diretti, in relazione a tutte le categorie di forniture e affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato piano d'azione. Sapete anche voi che il codice dei contratti pubblici sarà, sarà non revisionato, ma sarà proprio riedito, e nella legge delega agli appalti si menzionano sempre i criteri ambientali minimi e auspichiamo che insomma questo apparato normativo non venga modificato. E ecco, soltanto anche per dire che anche durante la pandemia comunque il legislatore nazionale ha rimarcato, anzi demandato al Ministero dell'Ambiente il compito di sviluppare e di inviare sostanzialmente un draft di nuovo piano d'azione ambientale da sottoporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'abbiamo fatto,
ma noi abbiamo già pronto questo nuovo piano d'azione sugli appalti pubblici verdi che si auspichi possa essere presto adottato. Questo è appunto il disegno di legge delega al testo bollinato dalla Ragioneria di cui vi parlavo prima. Anche nel PNRR è ricordato il fatto che sarà necessario prevedere misure per garantire la sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento dei contratti. Proprio oggi c'è una riunione con diciamo, anche esperti del Ministero del MEF, insomma, in relazione alla gestione dei fondi del PNRR che devono avvenire senza danni significativi. Quindi ci sono insomma già individuate delle griglie perché siamo tenuti a introdurre delle misure di gestione ambientale, ma noi sulle categorie di appalto oggetto dei CAM siamo obbligati, cioè queste misure di gestione ambientale già sono ben individuate, sono i CAM, e quindi vediamo se sarà possibile appunto informarli, cioè li informeremo su questo, sul fatto che già il nostro codice degli appalti prevede queste indicazioni. Tra l'altro sui nuovi CAM stiamo anche introducendo delle semplificazioni proprio per le forniture che saranno finanziate con i fondi del PNRR, o comunque semmai queste forniture poi saranno diciamo appaltate con i fondi del PNRR, perché secondo me non lo saranno. Comunque stiamo introducendo anche semplificazioni da questo punto di vista all'interno dei nuovi CAM. Le categorie di appalto oggetto dei criteri ambientali minimi sono molto numerose, le potete vedere anche dal sito del Ministero della Transizione Ecologica. Stiamo anche lavorando su nuove categorie di appalto, tra cui anche l'organizzazione e la gestione degli eventi, che è anche questa prevista addirittura nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza. Abbiamo dei termini stringenti su questo, ma il lavoro è avanzato. E poi anche, questo anche importante, la progettazione, la costruzione e la manutenzione di strade, il nuovo CAM per la costruzione, la progettazione e la manutenzione di edifici, che è già questo in firma al Ministro della Transizione Ecologica, e così via. Tutti i CAM supportano più o meno marcatamente, più o meno direttamente, vari obiettivi ambientali. Ci sono ovviamente alcune categorie di appalto che hanno un risvolto molto più marcato in relazione a risparmi energetici e quindi anche alla diffusione, all'efficientamento, ma anche alla diffusione di impianti provenienti da fonti di energia rinnovabile, ovviamente, quindi qui c'è un impatto anche conseguenzialmente in termini di riduzione di emissioni di gas climalteranti, ma tutti i vari CAM hanno all'interno requisiti di ecodesign e quindi in qualche modo supportano l'economia circolare e l'efficienza dell'uso della materia, oltre che dell'energia, come abbiamo visto sopra. E abbiamo visto anche che tutti questi criteri che comunque consentano un uso efficiente della materia, quindi di allungare la vita utile dei beni, di impattare meno sulla materia prima, di facilitare anche la reimmissione della materia all'interno del ciclo economico, sono tutti anche requisiti che sì, supportano l'economia circolare ma anche la decarbonizzazione. Lo stesso, la riduzione delle sostanze pericolose ha un impatto sulla qualità dell'aria se si sta parlando di emissioni, ha un impatto anche in materia di economia circolare se si sta parlando poi di prodotti che, oltre a essere più salubri, ad esempio, anche, diciamolo, sono anche prodotti che poi più facilmente possono essere reinseriti nei cicli economici. Tutto questo quindi ha un impatto anche positivo rispetto alla biodiversità. Poi naturalmente rispetto alla biodiversità ci sono anche quei CAM che più marcatamente vanno a indirettamente incidere sui modelli per esempio di produzione
alimentare e quindi diciamo hanno un risvolto maggiore su questo, ma anche tutti quei requisiti che contrastano la deforestazione hanno in qualche modo, anche se indirettamente, più o meno direttamente, un risvolto in termini di salvaguardia della biodiversità. Ma anche le sostanze pericolose, quanto più noi le riduciamo, ha quindi anche questo un impatto in termini di salvaguardia della biodiversità. E qui veniamo a quali sono i requisiti dei criteri ambientali minimi. Io veramente ho finito quasi il mio tempo, credo, che supportano in misura maggiore l'economia circolare. Per esempio, i camper per i prodotti tessili e per servizio di restyling e finissaggio dei prodotti tessili, tutti diversi requisiti. Sono requisiti di ecodesign: meno sostanze pericolose, maggiore durabilità del capo, dei tessuti, la riparabilità e il divieto di acquistare prodotti monouso. Stiamo appunto promuovendo l'economia circolare anche per questo, ma stiamo promuovendo l'economia circolare quando utilizziamo i criteri premianti che favoriscono le forniture di prodotti preparati per il riutilizzo o le forniture di prodotti che hanno un contenuto di fibra derivante da simbiosi industriale o di fibra riciclata. Oppure stiamo anche favorendo l'economia circolare quando diciamo stiamo affidando un costo a parte anche il servizio di riparazione per allungare la vita utile dei beni, oppure favorire la donazione e la vendita dei capi dismessi che la stazione appaltante di cui non ha più bisogno. Anche i CAM per l'acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio dei veicoli e per le forniture di lubrificanti hanno diversi criteri interessanti da questo punto di vista, che vanno anche ad anticipare quelle che saranno le misure obbligatorie che prima o poi entreranno a far parte della normativa settoriale di derivazione comunitaria. Per esempio, in questi CAM si premia il veicolo che abbia dei rivestimenti interni, delle imbottiture o dei materiali termoplastici con un contenuto di riciclato, oppure anche se fossero bio-based, a patto che però questo materiale bio-based sia materiale di scarto che non derivi da biomassa potenzialmente utilizzabile a fini alimentari, non derivi da deforestazione di terreni ad alta biodiversità e alte scorte di carbonio. Detta così sembra una cosa folle, ma ci sono delle certificazioni che approcciano questa caratteristica. Poi, vabbè, garanzia estesa per i produttori che destinano le batterie esauste al riciclo. Si tratta ovviamente di batterie per la trazione, quindi dei veicoli elettrici o dei veicoli ibridi, al riciclo per l'accumulo di energia stazionaria rinnovabile, oppure produttori che destinano queste batterie al recupero dei metalli con delle tecnologie che consentano il recupero delle materie prime preziose, costose e altamente impattanti da estrarre, che è diciamo la criticità più una delle criticità maggiori riguardo alla promozione insomma dell'elettrificazione dei veicoli, gli impatti appunto delle batterie. Poi anche criteri premianti per i veicoli che hanno delle batterie per trazione realizzati con materiali più efficienti e recuperabili del litio. Anche nei CAM lubrificanti, così come nei CAM per la pulizia e sanificazione, si prevede che gli imballaggi debbano avere un contenuto di plastica riciclata minimo. Questo requisito è stato inserito per la prima volta nei CAM sanificazione nel 2016, quindi già nel 2015 circolava diciamo questa indicazione da parte del Ministero.
considerate che questo ha impattato molto sui produttori e non solo, questo criterio è stato anche portato all'attenzione della Commissione europea, che proprio grazie, diciamo, all'esperienza italiana, eccetera, all'esperienza pilota italiana, adesso intende negli imballaggi introdurre un contenuto minimo di plastica riciclata. E questo, per esempio, poi il contenuto minimo di plastica riciclata negli imballaggi è stato anche proprio a questo riguardo, con questa esperienza italiana, introdotto nei criteri Ecolabel per gli oli lubrificanti, gli oli grassi lubrificanti. Poi riguardo sempre i CAM lubrificanti c'è anche la possibilità di utilizzare, laddove tecnicamente possibile, i lubrificanti rigenerati, in quanto appunto anch'essi hanno, diciamo, una caratteristica di circolarità, ecco. Poi va bene, CAM ristorazione collettiva anche hanno criteri per la prevenzione delle eccedenze, per la prevenzione degli sprechi nelle diverse fasi di produzione dei pasti, per il recupero, insomma, anche delle eccedenze, impongono, laddove tecnicamente possibile e con anche dei criteri piuttosto incisivi, l'utilizzo di stoviglie, bicchieri e posate non monouso, quindi comunque sempre nello spirito, diciamo, dell'economia circolare. E così qui vi potete poi vedere, perché non vorrei dilungarmi oltre, purtroppo non posso, tutti i vari esempi di come i CAM intervengono per la promozione dell'economia circolare, così come i CAM per il verde pubblico, i CAM per il servizio di stampa gestita, senza menzionare i CAM per la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione degli edifici pubblici. Diciamo, ecco, che in Italia l'uso strategico degli appalti è facilitato proprio grazie al fatto che viene fatto questo lavoro a livello centrale, un lavoro che coinvolge prima di tutto i produttori, quindi che già nella fase di sviluppo dei CAM si notano, diciamo, dei movimenti a livello imprenditoriale, e quindi c'è un effetto che si evidenzia sin dalla fase di definizione del CAM. Adesso non posso dilungarmi ulteriormente perché non ne finirei più di parlare. Io direi che se siete ancora più curiosi vi vedrete tutta la presentazione e vi ringrazio per avermi ascoltata. Bene, grazie ad Alessandra Mascioli per l'interessante intervento, del quale mi ha colpito in particolare il discorso che con gli appalti verdi ottimizziamo le risorse finanziarie, sì, ma soprattutto abbiamo un impatto positivo sulla salute e sull'inquinamento atmosferico, che sono dei temi molto attuali ed importanti. Ed inoltre mi ha colpito anche l'aspetto che la scelta della procedura condivisa con i cittadini può portare a dei risultati ancora migliori. Ringrazio ancora e adesso passiamo alla seconda parte, quindi dove ci sarà uno scambio di buone pratiche, quindi ascolteremo delle varie esperienze. Partiamo da Gianluca Cocco della Regione Sardegna. Prego. Grazie, buongiorno, grazie dell'invito. Condivido il mio schermo. Spero si veda correttamente. Sì, tutto a posto. Grazie. Allora vado avanti. Purtroppo non vedo voi, non vedo me stesso e quindi non vedo eventuali domande o chat, vedo soltanto il mio schermo. Va bene. Allora, intanto grazie mille per l'invito. Questa giornata, sempre un piacere ritrovare colleghi sui temi del GPP e avere soprattutto poi un parterre così ampio di professionisti. Credo che sia davvero importante. Nel corso del mio intervento, dei miei 30 minuti, diciamo, parleremo anche di questo e di quanto è importante il coinvolgimento
di architetti, ingegneri, geometri, di tutte le professioni che possono andare avanti sull'economia circolare e sul GPP. Quello di cui vorrei parlarvi io oggi è che secondo me, insomma, credo possa essere la cosa più interessante dell'esperienza regionale, è ragionare in termini di sviluppo sostenibile, capire come una regione può portare avanti i temi dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare e del GPP anche attraverso una serie di esempi molto, molto concreti. Intanto qualche slide che insomma chiamo motivazionale, diciamo così, e che, così come ha fatto Alessandra prima di me, dà un po' il quadro generale di una serie di problematiche. Non è un film dell'orrore quello che vogliamo raccontare naturalmente, ma semplicemente prendere atto del fatto che in questo momento a livello globale e quindi anche a livello nazionale e locale una serie di problemi si stanno evidentemente manifestando e sono anni che insomma gli scienziati ce ne parlano, che le pubblicazioni lo evidenziano, che i dati IPCC evidenziano una serie di problemi che sono certamente da risolvere. In particolare io oggi su questi mi concentro sull'utilizzo di materia e sull'economia circolare, che credo che siano più attinenti poi al tema che devo trattare. E quindi la vignetta si spiega da sola, naturalmente non abbiamo soltanto il Covid e quindi lo spettro della recessione, ma certamente un cambiamento climatico, diciamo, sullo sfondo e ancora più sullo sfondo il collasso della biodiversità dato anche dall'utilizzo delle risorse umane. E su questo naturalmente tutta la tematica legata all'economia circolare e al GPP ha dei fortissimi riflessi anche rispetto alle emissioni di CO2 in atmosfera. Abbiamo superato le 415 parti per milione in atmosfera, quindi tutto ciò che facciamo ha delle grandi ricadute in termini diciamo appunto di evitare emissioni nocive. Naturalmente queste ricadute hanno dei tempi lunghissimi, ecco perché è necessario partire da subito, perché poi alcuni di questi risultati noi li vedremo tra 30, 40, 50 anni. Allora, mi ha colpito molto una ricerca dell'Istituto Weizmann per le scienze, che dice sostanzialmente che nell'ultimo secolo la massa delle opere create dall'uomo è raddoppiata ogni 20 anni. Ma la cosa più spaventosa è il fatto che nel 2020, naturalmente con un'alea d'errore, la massa di tutti i materiali prodotti costruiti dall'uomo ha superato la biomassa. Per capire ancora meglio l'impatto di questa ricerca e quindi che cosa questo significa, vorrei partire, ma arrivo subito ai tempi nostri, naturalmente dalla rivoluzione agricola, cioè 10.000 anni, circa 10.000 anni fa. Cosa accadeva 10.000 anni fa? Che la biomassa del pianeta Terra era pari a 2.000 gigatonnellate, quindi 2.000 miliardi di tonnellate. Già però nel 1900 questa biomassa in maniera, diciamo, seminaturale si era ridotta a 1.000 miliardi di tonnellate, legate ovviamente anche all'impatto antropogenico. Però il dato significativo è che nel 1900 questa ricerca dimostra che la massa antropogenica era pari al 3% dell'intera massa globale. Invece oggi quello che accade, come dicevamo prima, è che la massa antropogenica ha superato in 100 anni, in poco più di 100 anni, la biomassa. Questo è un dato clamoroso a mio parere. Le 9 gigatonnellate sono di plastiche, le 4 gigatonnellate rappresentano invece in verde, rappresentano uomini e animali. Ed è evidente che edifici e strade costituiscono la maggior parte della massa artificiale che si è sviluppata poi tra asfalti e cementi tra gli anni 50 e gli anni 60 e che va avanti naturalmente ancora oggi. Sempre nel 1900 questa è la foto di una miniera di cavatori di rame, ma venendo invece ai giorni nostri c'è una differenza enorme, come si vede nell'utilizzo, nello sfruttamento di risorse dopo soltanto poche decine di anni. Delle plastiche, ovviamente, le plastiche sono un problema
enorme. Si parlava prima del grande lavoro che viene fatto coi CAM, ci arriveremo tra poco, però naturalmente abbiamo un problema davvero importante su cui lavorare. Questa è diciamo una suggestione alla rivisitazione dell'onda di Kanagawa di Hokusai, però rivista in chiave plastica, o se vogliamo anche, possono anche sembrare mascherine, quindi ha una doppia valenza questa slide. E qui arriviamo a quell'inerzia, quella lentezza di cui parlavo prima, cioè azioni che facciamo oggi avranno il riverbero, avranno davvero un ritorno tra 50, 60, 70 anni, perché il pianeta Terra è come se fosse una grandissima nave crociere lanciata a massima velocità. Se noi fermassimo i motori senza attivare i retromotori, che non abbiamo perché le emissioni di CO2 difficilmente possono ora essere stoccate, la nave continua ad andare con quei termini nautici, si chiamano abbrivio, e quindi le nostre azioni avranno ripercussioni molto lente nel tempo. Ecco perché occorre lavorare su più fronti. Come si fa? Attraverso, ad esempio, uno di questi è la strategia per lo sviluppo sostenibile. Tutte le regioni italiane la stanno portando avanti, anche grazie ai finanziamenti ministeriali, piccoli finanziamenti, ma che poi hanno mosso molte persone rispetto a queste tematiche, molte persone, molte energie. Parte naturalmente dall'Agenda 2030 dell'ONU, non vi faccio la storia che immagino conosciate, è comunque diciamo un piano nazionale, un piano internazionale, una strategia internazionale, l'Agenda 2030, che si basa su 17 SDGs, 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che immagino conosciate tutti e tutti coloro che sono collegati conoscano. Sono 17, che non è un numero sfortunato, a mio parere, invece, almeno personalmente lo ritengo un numero fortunatissimo, e mi piace quindi che gli obiettivi siano i 17. Sono questi, sono profondamente collegati tra di loro. Un esempio che vorrei farvi tra questi è prendere due obiettivi che sono, ad esempio, posso farne tante accoppiate, ma diciamo una è l'obiettivo 1 della povertà, dell'evitare la povertà, l'altro quello della vita sulla terra, che sembrano obiettivi molto lontani tra di loro. In realtà, mettendo 100 euro, 100.000 euro, 100 milioni di euro sulla vita sulla terra, lavoriamo sulla biodiversità. Vita sulla terra vuol dire biodiversità, che vuol dire però è legata anche all'agricoltura, quindi alla fertilità dei terreni. Ma allora, se io ho, diciamo, una terra fertile, sono in grado di non essere povero e quindi raggiungo anche l'obiettivo 1. Ma se raggiungo l'1 raggiungo anche il 2, perché se non sono povero non avrò fame. Se raggiungo i primi 2 sarò anche in buona salute, e se sono povero, non ho fame e sono in buona salute, ho grandi possibilità di raggiungere il 4, il 5, il 6. Il 4 è l'educazione di qualità, il 6 è l'eguaglianza di genere, e così via. Sono tutti profondamente collegati, e la parola chiave, diciamo, dello sviluppo sostenibile è proprio equilibrio, perché gli obiettivi sono collegati tra loro, ma spesso sono opposti, e quindi occorre pesarli, occorre capire, perché a volte ci sono degli interessi contrapposti. Si parlava prima di energia, a volte energia e ambiente e tutela del paesaggio dentro una valutazione di impatto ambientale hanno anche, ci sono dei punti che stridono tra di loro, portando avanti i temi del sociale, dell'ambientale e dell'economico, ma una visione olistica, una visione che li mette insieme, che fa capire come, questo è un tributo a un'artista della mia terra che si chiama Maria Lai, un'artista straordinaria, una sua geografia, e tracciare rotte di sostenibilità, mettere insieme, come dicevo, il sociale, l'economico e l'ambientale, vuol dire entrare in un futuro più sostenibile. Sulla parola sostenibilità poi magari faremo un ragionamento. Ecco, sviluppo sostenibile è proprio questo, avere un approccio diverso, il GPP ci rientra in pieno, su rapporti sbilanciati tra attività economiche in un mondo, in un sistema che è finito e che non può essere considerato diciamo infinito, appunto. E quindi occorre lavorare come? Occorre lavorare sulla qualità
e non sulla quantità, sostituendo un modello qualitativo, e il GPP e l'economia circolare vanno in questa direzione, a uno quantitativo. In questo, come dicevamo prima, questi 17 obiettivi come delle linee di metropolitana, quali vedete si interfacciano e si toccano in diversi punti tra di loro, servirebbe un'ora soltanto per commentare questa slide, non abbiamo il tempo di farlo, ve la faccio vedere come suggestione, per dire poi che per seguire un modello di sviluppo sostenibile, naturalmente è compito dell'ONU, dei grandi accordi internazionali, ma naturalmente poi a scendere, e questo sarà un leitmotiv, diciamo, di questa mia chiacchierata, il compito è anche, calando delle pubbliche amministrazioni regionali, locali, per arrivare poi ai singoli comportamenti e quindi al nostro modo di acquistare, di comprare i prodotti, di sceglierli, di scegliere la quantità piuttosto che la qualità, e alcuni prodotti che, diciamo, non hanno un'obsolescenza programmata, mi verrebbe da dire, ma che in realtà possono rispondere a dei criteri qualitativi importanti. Questo è il logo della nostra strategia regionale di sviluppo sostenibile, con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che coincidono con i 17 che formano la Sardegna e che diciamo sono i colori pantone proprio dei 17 SDGs. Ecco, il nostro sogno, diciamo, è il nostro, ma non è un sogno, ci stiamo lavorando concretamente come le altre regioni italiane, e questa cartina, questa mappa tracciata per tratti come le vecchie carte geografiche del 1400, il sogno è che diventi invece una mappa molto dettagliata, molto precisa sullo sviluppo sostenibile su tutte le attività della regione. E come fa una regione a portare avanti la propria strategia? La nostra è partita da tempo, cioè almeno 3 anni. Abbiamo una serie di delibere, che l'ultima è quella di approvazione della strategia regionale, adesso siamo entrati già nella fase di attuazione. Attraverso questi documenti abbiamo programmato un'attività e questo è il ciclo di Deming che la racconta, cioè definirla, approvarla, iniziare ad attuarla, rielaborarla, ristudiarla e ripartire. Anche qui non abbiamo il tempo diciamo, di ragionarci su questo. Vi dico che è stato un percorso molto lungo che si è concluso nel 2021 e che va avanti adesso in attuazione. Abbiamo chiuso proprio la nostra strategia attraverso un percorso molto partecipato. La cosa più interessante che credo si possa raccontare e che vale pienamente per il GPP e per l'economia circolare è il fatto che abbiamo lavorato insieme a tutte le autorità di gestione dei fondi del FESR, dei fondi per l'agricoltura, dell'FSC e del fondo sociale. Perché? Perché proprio per coniugare ambiente, sociale ed economico, lo stesso lavoro che porta avanti l'economia circolare e il GPP. Quindi in una metafora che mi passerete, questo è come nel modenese andavano a scuola i bambini nel 1959, negli anni 60, e questi, tutti i fondi regionali, il Fondo Sociale Europeo, il FESR, sono tutti insieme un veicolo con cui si scrive un documento che si attua lo sviluppo sostenibile in una regione in maniera coerente. E questa slide vuole significare un po' la modalità con cui ognuno può riuscire a guardare le cose sotto punti di vista differenti. Cioè chi si occupa di ambiente inizia a ragionare anche in termini di spesa economica e di sociale. E ugualmente chi si occupa di pianificare i fondi lo fa però con l'attenzione dovuta alle tematiche ambientali e sociali. L'abbiamo costruita questa strategia puntando proprio al valore delle persone della pubblica amministrazione che hanno costruito un grande documento. Oltre 100 colleghi hanno lavorato dentro i tavoli di lavoro per scrivere la strategia. All'esterno almeno oltre 3.500 partecipanti, abbiamo fatto molti incontri pubblici, molto partecipati, 400 o 500 persone ogni volta che davano le loro proposte.
e quindi con una progettazione partecipata fatta di confronto, ascolto, scrittura comune, animazione e coinvolgimento, tutti termini che poi ritroveremo tra pochi minuti anche dentro le strategie per l'economia circolare e GPP. Il primo obiettivo che abbiamo avuto è stato ascoltare, perché per la strategia di sviluppo sostenibile serve sentire da tutti i soggetti esterni, con il forum, che cosa volevano raccontarci e come vedevano la strategia, come vedevano lo sviluppo sostenibile della regione Sardegna, porci naturalmente come facilitatori di sviluppo locale in modo da anticipare correttamente il futuro. Il secondo obiettivo che ci siamo posti è ben rappresentato, a mio parere, dal cavolfiore romanesco, che è una figura stupenda, perché all'interno contiene un'omotetia interna che si ripete, quindi dei frattali, tali per cui il disegno più piccolo si ripete a livello più grande ed ancora più grande. E per me è una metafora straordinaria della... come dire, della modalità con cui una strategia mondiale, che è quella dell'ONU, poi si ripete dentro uno Stato, dentro una regione, dentro un comune, per poi arrivare addirittura dentro un'impresa che può organizzarsi anche sui 17 SDGs. Questo è un po' il lavoro del futuro che dovremmo fare, e quindi questa è una figura che a me è molto cara e che secondo me rappresenta molto bene questo passaggio virtuoso. La strategia l'abbiamo, vi invito ad andare sul sito della regione per vederla, trovate tutto, è un bel documento con un report di posizionamento che dice anche dove la regione Sardegna è messa rispetto alla media nazionale e anche alla media europea, quindi dove bisogna investire per risolvere una serie di problematiche che portiamo dentro. E l'abbiamo anche costruita insieme agli obiettivi del Green Deal, quindi quelli con cui sono scritti tutti i progetti europei, una Sardegna più intelligente, più verde, più connessa, più sociale e più vicina. Come vedete, man mano che si declinano gli obiettivi, poi scendono di scala, arrivando a obiettivi più dettagliati e quindi a obiettivi strategici, per esempio a rafforzare l'efficienza dell'amministrazione, che poi si declina in linee di intervento e poi in singole azioni. Abbiamo oltre 600 azioni individuate. Vedete, su più verde ci avviciniamo all'economia circolare, la correliamo alla strategia nazionale di sviluppo sostenibile e all'agenda 2030 dell'ONU. E poi man mano si scende di scala e ci sono ulteriori linee di attività di intervento. Di fatto la circolarità è un principio trasversale di tutta la strategia e si declina anche attraverso dei numeri, cioè dei target che ci siamo dati da raggiungere in determinati anni. Questa è stata la cosa probabilmente più sfidante. Non facciamo in tempo a parlarne. Le scorro velocemente queste slide. Abbiamo oltre 600 azioni individuate e quella che si chiama governance, cioè raccontiamo come la regione insieme alla società civile, con una propria organizzazione insieme a livello nazionale e a quello internazionale, può portare avanti questo tipo di attività. Abbiamo dato una direzione perché adesso l'abbiamo approvata, si tratta di non metterla nel cassetto e di attuarla. Lo stiamo facendo, abbiamo previsto già 20 incontri da oggi fino a luglio, da questi giorni fino a luglio del 2021, insieme alla società civile, insieme a tutti gli enti regionali. Dobbiamo costruire davvero la Sardegna 2030, questi sono i cartelli che abbiamo appeso in tutta la regione per fare un po' la nostra chiamata alle armi, e sul sito della regione trovate una serie di informazioni. Arrivo invece adesso a un tema più dettagliato, sono passati 20 minuti, quindi ne ho circa 10, per raccontare il percorso regionale sul GPP. Che cos'è il GPP? L'ha già detto molto bene Alessandra, quindi io lo scorro velocemente queste slide. Semplicemente sono un potere d'acquisto per influenzare il mercato. Noi ci lavoriamo da più di 10 anni come Regione Sardegna con una strategia mainstream che sta funzionando abbastanza bene, l'abbiamo collegata profondamente agli obiettivi di sviluppo sostenibile, all'agenda 2030 dell'ONU, perché la sfida globale si gioca proprio sui modelli di consumo di cui parlavamo poc'anzi. E anche le tematiche dell'ESG, di cui forse oggi non abbiamo accennato ancora, cioè gli interventi sostenibili e responsabili, environmental, social e government,
diciamo, stanno iniziando a avere piede. Perché? Perché è una modalità con cui alcune azioni vengono sostenute anche dalla finanza, che inizia a capire che la sostenibilità è uno straordinario indicatore di competitività e di garanzia per gli investimenti, e quindi probabilmente gli investimenti sostenibili oggi sono quelli remunerativi, più facili nelle scelte. C'è già praticamente sono già selezionati e sono sicuramente meno rischiosi. Non che la finanza lo faccia col cuore, probabilmente lo fa perché è una cosa conveniente. In questo quindi gli acquisti verdi sono una chiave per aprire il mercato, lo diceva Alessandra prima, uno strumento per stimolare l'innovazione, opportunità con cui molte imprese, anche sarde che abbiamo visto piccole, sono riuscite a superare quelle più statiche e quindi sono diventate più competitive, puntando su prodotti più sostenibili. Dietro naturalmente il costo d'acquisto c'è un mondo, come si diceva prima, e quindi c'è il costo di formazione, il costo di manutenzione, il service. Ci sono una serie di temi che nel life cycle assessment di cui bisogna tenere conto. Questa è la cosa più difficile del GPP, ma anche questo è stato detto, il passaggio con il collegato ambientale del 2015 e quindi la trasposizione dinamica dei CAM dentro il codice degli appalti. Dico dinamica perché i CAM si modificano poi a livello ministeriale, ma il codice degli appalti li recepisce dinamicamente. È uno strumento straordinario, obbligatorio, di crescita sia per le imprese che per i professionisti. Quindi, diciamo così, invece che protestare perché dobbiamo fare gli appalti verdi, la dobbiamo vedere come un modo buono per vedere le cose positive che vengono fatte. E naturalmente le pubbliche amministrazioni che vogliono comprare verde devono essere messe nelle condizioni per farlo, devono esistere degli strumenti, dei prezzari, e le imprese e i progettisti devono farsi trovare pronti. Ci sono una serie di suggerimenti da fornire, ma li lascio, diciamo, le scorro velocemente perché non voglio rubare il vostro tempo. Di sicuro noi abbiamo fatto una cosa che ha funzionato: istituire degli attivatori GPP in ogni assessorato, delle persone che si occupano di GPP in ogni assessorato, in maniera tale da diciamo, portare dentro i piani tutte le esperienze regionali. Occorre anche farsi delle domande: se acquistare dei prodotti o noleggiarli. Questo è un tema importante, anche qua lascio la suggestione, ma non ho il tempo poi per soffermarmi. Velocissimo il percorso che ha fatto la Regione Sardegna. Il nostro percorso verso l'economia circolare è costruito intorno a questa persona che con difficoltà sta cercando di arrivare alla circolarità, diciamo così, in questa bella foto che vedete. Intorno a questo cerchio abbiamo costruito un altro ciclo di Deming che è fatto di scrivere le regole, fare delle azioni, comunicarle, aiutare gli enti, monitorare e pensare al futuro. Le attività realizzate sono tante e non vi tedio con tutto ciò che abbiamo fatto, ma mi sembra importante dire che noi abbiamo scritto delle regole attraverso un primo piano per gli acquisti pubblici ecologici ormai molto datato, già superato, ma per le amministrazioni che ci si stanno avvicinando oggi può essere uno spunto, certamente, perché era molto pieno di informazioni, molto pieno di azioni che poi abbiamo completato, e aveva anche una importante dotazione economica. Quindi ha detto cosa abbiamo fatto e dove dovevamo andare. Non è un piano che deve restare in un cassetto, ma deve essere molto operativo e deve avere degli obiettivi. Questi sono quelli che ci siamo dati per noi regione e per gli enti locali. In questo senso vado avanti. Cosa abbiamo fatto anche? Abbiamo attivato degli strumenti di assistenza tecnica molto importanti, cioè ci abbiamo messo dei soldi come regione che abbiamo ancora, vedete, nel 2019 abbiamo attivato un'altra assistenza tecnica, ne abbiamo una che lavora anche con il fondo, con il FESR, per portare avanti i CAM dentro le azioni della regione. Abbiamo aperto 8 ecosportelli GPP nelle province, si è chiusa questa partita ormai nel 2015, ma per 3 anni abbiamo avuto 30 persone che aiutavano le amministrazioni a fare GPP quando ancora non era obbligatorio.
guardo l'orologio, ho ancora forse 4 minuti e mezzo. Questa è la nostra assistenza tecnica che abbiamo ancora, che tutte le pubbliche amministrazioni possono chiamare per avere, ma anche le imprese, per avere suggestioni. Abbiamo anche un'assistenza tecnica, dicevo prima, con i fondi europei, col FESR, e questo mi pare particolarmente significativo e importante. Un po' di azioni che abbiamo finanziato che vanno in diverse direzioni, non mi soffermo su molti progetti che abbiamo portato avanti. Abbiamo fatto un vero e proprio arrembaggio, soprattutto quando i CAM non erano obbligatori, ma lo stiamo facendo ancora con corsi di formazione, webinar e bandi tipo che portiamo avanti verso i comuni e verso i professionisti, verso la politica, quindi verso i sindaci, anche qui con una formazione anche interna dell'amministrazione regionale, raccontando che occorre mettersi in gioco, occorre avere passione e capacità di approfondire, un bombardamento di fatto di GPP, di strategia regionale di sviluppo sostenibile e anche nella nostra bellissima strategia regionale di adattamento al cambiamento climatico, esitata da poco con un quadro di riferimento al 2050, oggi non possiamo parlarne. Ci siamo dotati naturalmente di una campagna minima di comunicazione per raccontare, questo è il nostro logo, la Sardegna Compra Verde, manifesti che abbiamo pubblicato, pubblicazioni che raccontano cos'è il GPP, come si porta avanti e cosa fanno le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Abbiamo anche inserito dei marchietti che di fatto etichettano le pubbliche amministrazioni che comprano verde a seconda del loro livello di qualità nel comprare verde, un po' come gli elettrodomestici. E abbiamo lavorato tanto, soprattutto in passato, devo dire, fino al 2015-2016, con oltre 100 milioni di euro dei fondi europei su interventi di illuminazione pubblica, mettendo 85.000 punti luce a LED, e quindi oggi chi vola sulla Sardegna, questa slide la faccio vedere sempre perché mi piace molto, chi vola sulla Sardegna trova una Sardegna buia la notte, ma è buia non perché è illuminata male, ma perché è illuminata meglio, perché i corpi illuminanti puntano verso il basso, sono convenienti. Questa è una bella foto di Samantha Cristoforetti, anche contro l'inquinamento luminoso. Abbiamo efficientato edifici pubblici, ospedali, scuole attraverso il progetto Iscola, e poi lavorato in agricoltura con un bando Mensa. Le scorro perché il mio tempo sta finendo, quindi ve le faccio vedere soltanto così: decaloghi Mensa che abbiamo fatto, portato avanti educazione alimentare, che è molto GPP. Fare mense sostenibili è una delle cose più importanti che si possono fare, lavorare nella ristorazione, perché nel cibo c'è moltissimo inquinamento, moltissimo spreco. Abbiamo istituito anche un osservatorio regionale sulla ristorazione collettiva. Abbiamo lavorato sui prezzari regionali con l'assessorato ai lavori pubblici. Senza prezzari regionali non si ottengono risultati, e quindi occorrono, e stiamo lavorando adesso con le università anche sui rifiuti da demolizione come materia prima seconda da utilizzare per la sottopavimentazione delle strade, per esempio nella demolizione dello stadio Sant'Elia. La chiusura è sul monitoraggio dei dati, che è necessario, se non monitori non riesci a gestire. È oggettivamente difficile, come diceva Alessandra prima. Oggi la nostra centrale di committenza, 9 acquisti su 10 che fa, sono fatti con criteri GPP, purtroppo se escludiamo i lavori pubblici e la sanità. Stiamo lavorando anche sulle determine elettroniche contabili, anche questa è una cosa abbastanza difficile da fare, ma stiamo provando a farle e monitoriamo attraverso questionari. I dati li salto, stiamo scrivendo il nuovo piano per gli acquisti pubblici ecologici, mi avvio alla chiusura saltando praticamente tutto. È un progetto europeo in cui noi crediamo molto, ne abbiamo 3 in particolare in questo momento sui cambiamenti climatici. Questo sul GPP si è concluso già con ottimi risultati, abbiamo esportato la nostra esperienza anche al Ministero della Romania e abbiamo lavorato con altre regioni italiane. Degli attivatori e dei bandi tipo abbiamo già parlato. Uniamo incontro tra domanda e offerta e lavoriamo con i professionisti con delle convenzioni specifiche. In chiusura, questi sono i nostri siti, quindi lascerò le slide e trovate tutto sul sito Regione Sardegna. Questo è il nostro mondo ideale, diciamo così,
con i progetti europei alle spalle di un allenatore di grido, sulla strategia di sviluppo sostenibile, di adattamento al cambiamento climatico e sul GPP siamo partiti da tempo con molte idee che costruiamo col contributo di tutti. Ci poniamo degli obiettivi ambiziosi, ma sapremo cambiare idea lungo la nostra strada. Ultima suggestione, la scritta che a me piace moltissimo nel Pantheon, mi piace moltissimo come monito, non mi piace in sé. La scritta dice ille hic est Raphael timid quos ospite vincirerum magna parens et moriente mori. Questa è sulla tomba di Raffaello al Pantheon. La traduzione la lascerei a ognuno di voi, ma non è per niente banale, quindi ho pensato anche di tradurla. Qui è quel Raffaello da cui finché visse madre natura temette di essere superata da lui e quando morì temette di morire con lui, che racconta un po', mi ricollego con le prime slide che facevo vedere, racconta un po' le modalità con cui l'uomo, la spocchia umana, è convinta di poter superare la natura e neanche con il meraviglioso Raffaello, secondo me, potremo permetterci frasi di questo tipo. Le domande, abbiamo detto, sono alla fine. Questi sono i miei riferimenti, vi lascio e chiedo scusa se ho sforato, credo, di 3 minuti. Bene, grazie molte per l'intervento con delle immagini, direi, molto significative che ci hanno fatto riflettere sia sulle problematiche, ad esempio il discorso che la massa antropogenica ormai abbia superato la biomassa, ma soprattutto per le iniziative della Regione Sardegna che possono essere d'esempio per tutte le amministrazioni. Ora passo la parola a Marta Giovanna Gerenzani del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale per ascoltare la sua esperienza. Prego. Sì, eccomi, buongiorno a tutti. Dunque, chiedo se si vede la condivisione dello schermo. Sì, tutto perfetto. Bene, allora vado con la presentazione. Bene. Ecco, sì, buongiorno a tutti. Allora, io sono Marta Geranzani e lavoro per Roma Capitale per il Dipartimento, nel neo formato Dipartimento Ciclo dei Rifiuti e mi occupo di prevenzione della produzione dei rifiuti e di strategie per la raccolta differenziata. E all'interno di queste competenze mi occupo anche delle attività legate al Green Public Procurement. Faccio partire anch'io un cronometro per essere in linea con i tempi datici dall'organizzazione del convegno. Approfitto ovviamente per ringraziare il Comune di Udine dell'invito a questa mattinata e vedo già che dagli interventi che mi hanno preceduto la mattina è molto interessante e piena di stimoli. La presentazione del collega della Sardegna assolutamente, voglio dire, entusiasmante perché si vede come penso, insomma, si vede come il nostro paese sta facendo veramente un salto di qualità, secondo me, su certe tematiche. In un passato recente ci configuravamo forse un po', no? Come il paese più arretrato su determinati approcci e soprattutto la pubblica amministrazione naturalmente, e soprattutto diciamo il tema di queste tematiche erano lasciate un po' voglio dire in una luce non troppo brillante, mentre invece ritengo che ultimamente stiamo veramente facendo qualcosa di qualitativamente interessante. Lo vedo su più fronti del mio lavoro, anche il tema ad esempio del tema della prevenzione dello spreco alimentare diciamo in modo più complessivo le tematiche di food policy. Vedo molto spesso che il nostro paese, rappresentato da alcune città in particolare, insomma, fra cui certamente Milano, è a livello internazionale assolutamente un'esperienza di rilievo. E questo, diciamo, mi dà fiducia nel fatto che possiamo sicuramente recuperare
delle arretratezze appunto che avevamo. Sicuramente fra queste vi è anche in tema di GPP il fatto che l'obbligatorietà, no, del rispetto dei criteri ambientali minimi caratterizzi la nostra legislazione, a differenza invece degli altri paesi europei dove il GPP ancora o è addirittura volontario oppure è volontario oppure è comunque legato ad una percentuale degli acquisti effettuati dalla pubblica amministrazione, per cui su questo sicuramente anche qui abbiamo una buona esperienza, ci collochiamo insomma in una buona prospettiva. Ecco, vabbè, diciamo ovviamente questi sono temi che abbiamo già visto, per cui passo oltre. Ecco, questa slide semplicemente ci ricorda come l'economia circolare governi poi alla fine molte delle competenze comunali, no? Che stanno all'interno proprio degli specifici compiti che ci troviamo a dover organizzare e rendere operativi sui territori che amministriamo, perché sicuramente il tema ad esempio della gestione dei rifiuti, che è specificamente diciamo la parte poi più applicativa, no, è proprio gestita dai comuni, è sicuramente un punto che trova espressione completa nell'economia circolare, e sono contenta, come anticipava prima la dottoressa Mascioli, che ci sia un nuovo CAM di riferimento, perché è importante, perché quello vigente non era secondo me completo, e su questo insomma sono contenta che ci siano strumenti più raffinati per andare per andare ad organizzare il settore. Va bene, questo l'abbiamo già ampiamente visto con gli interventi precedenti. Ovviamente il Green Public Procurement si colloca nel tema della prevenzione della produzione dei rifiuti a pieno titolo. Questo è questa slide che vedete si rifà al Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti, che pone, no, appunto il GPP fra le tematiche più rilevanti, e proprio per questo il Comune di Roma si occupa della promozione del GPP all'interno della propria struttura. Ecco, il cammino, diciamo che è stato insomma, prima dell'obbligatorietà dell'introduzione dei CAM all'interno delle procedure di acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione comunale, il nostro lavoro è stato più che altro di diciamo appunto analisi e verifica di ciò che si poteva fare, perché la macchina amministrativa di Roma Capitale è estremamente complessa. Voi considerate che abbiamo 15 dipartimenti e 15 municipi, che sono sostanzialmente le unità amministrative in cui il Comune di Roma è diviso, e all'interno di ognuna di queste strutture ci sono stazioni appaltanti parcellizzate. Abbiamo ovviamente anche la centrale unica degli acquisti, ma su tutta una serie di acquisti di beni e servizi le stazioni appaltanti invece sono distribuite in queste strutture. Ad esempio, tipico esempio per noi è la gestione del verde, che gli appalti sulla gestione del verde sono gestiti sia dal Dipartimento del Verde di Roma Capitale, che è un dipartimento estremamente importante ovviamente, perché come sapete la città di Roma è una città che ha grandissime superfici verdi, alberature importanti, ville storiche, per cui la gestione del verde per noi è molto importante e molto onerosa, però è anche demandata ai municipi, ai singoli municipi, a queste unità territoriali, quelle che nelle altre città sono chiamate circoscrizioni per intenderci, perché sono più vicine al territorio e hanno più contezza di quelle che sono poi le reali esigenze di ogni singolo territorio, per cui
diciamo, su tutta questa ampia platea di stazioni appaltanti, da questa sua analisi di queste stazioni appaltanti è emersa la necessità di operare una strategia un po' più organizzata e abbiamo cominciato nel 2017 con questa deliberazione della Giunta Capitolina che delinea le azioni per la prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, per la prevenzione dello spreco alimentare, per il miglioramento e l'efficientamento della raccolta differenziata e ovviamente anche per l'innovazione nella gestione e l'adozione delle best practice nel ciclo integrato dei rifiuti. Per quanto riguarda la prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, la delibera individua 12 azioni, come vedete, ognuna delle quali è stata quotata con una percentuale di, degli obiettivi a percentuale per dare un'idea di quello che poteva essere attraverso queste strategie il complesso della prevenzione della produzione totale, diciamo a strategie completamente operative. Poi ognuna di queste ha un suo livello di maturazione all'interno del comune appunto la strategia numero 8 è proprio quella del programma degli acquisti verdi del GPP. È emersa immediatamente la necessità per noi, per l'amministrazione, di operare una importante campagna di formazione e informazione all'interno delle strutture amministrative, perché l'idea che vi è un'obbligatorietà molto precisa rispetto ai CAM ancora non era completamente gestita dalle stazioni appaltanti. Per cui con la preziosissima collaborazione dell'allora Ministero dell'Ambiente, poi Ministero della Transizione Ecologica, abbiamo cominciato già dal 2018 ed è proseguito fino all'anno scorso e continuerà anche quest'anno, abbiamo cominciato una campagna di formazione del personale molto stringente e sui temi appunto ovviamente più importanti, più stringenti per l'amministrazione comunale, che sono, come vi dicevo appunto, sicuramente il CAM relativo alla manutenzione dei giardini e anche il CAM relativo all'edilizia, che per noi riguarda non solo ovviamente gli interventi legati alla manutenzione urbana, ma anche tutto quello che è connesso con la sovrintendenza capitolina ai beni archeologici, che sono dei settori insomma per noi molto delicati. Ecco, nel 2009 abbiamo per cui organizzato gli eventi in presenza, perché ancora si potevano fare, su appunto questi due temi. Poi abbiamo avuto l'opportunità sempre tramite il MAT, allora insomma Ministero dell'Ambiente, adesso Ministero della Transizione Ecologica, di godere della possibilità di avere delle webinar sempre sui temi di pertinenza e anche accedere a della formazione a distanza a disposizione insomma diciamo delle stazioni appaltanti, dei vari RUP e per poter appunto diciamo dare massimo risalto a questa formazione. E abbiamo poi avuto la possibilità di avere anche un affiancamento on the job, sempre grazie al Ministero. Questo affiancamento è stato fatto con i colleghi di uno dei municipi, il municipio Sesto, i quali hanno redatto un capitolato per la manutenzione del verde scolastico. Voi considerate che un capitolato per la manutenzione del verde di uno dei nostri 15 municipi ha importi e ricadute come se stessimo organizzando, voglio dire, la manutenzione del verde scolastico ecco, in particolare il Sesto municipio sono 500.000 abitanti, per cui stiamo a livelli insomma di grossa città italiana, per cui sul panorama di Roma siamo a uno dei 15 municipi, però in termini poi di paragone rispetto alla realtà italiana stiamo sempre intervenendo con grandissimi numeri, grandissime realtà.
Nel 2020 il programma di formazione su ICAM è stato inserito proprio nella formazione annuale obbligatoria per l'anticorruzione. Per cui diciamo, abbiamo introdotto l'obbligo nel seguire questi corsi di formazione, perché è stata valutata la necessità proprio di aumentare l'adesione e la partecipazione dei RUP alla nostra formazione. Ovviamente poi nel 2020 è intervenuto il Covid, per cui avevamo programmato una formazione in presenza molto importante, erano 3 moduli da 2 lezioni ciascuna. Abbiamo dovuto ovviamente diciamo improvvisare una nuova modalità, quella insomma ormai diventata più comune, quella delle webinar, insomma della formazione tramite piattaforme informatiche. E comunque abbiamo operato gli incontri e sempre su il tema del verde, e ci siamo di nuovo soffermati sul tema del verde, sull'edilizia, e abbiamo anche operato la formazione sulla ristorazione, di cui poi vi farò vedere i risultati, che sono molto, molto importanti per noi. E abbiamo avuto una grossa rispondenza, abbiamo avuto una formazione di 170 dipendenti e di colleghi che insomma in considerazione dei poi RUP che sono presenti nelle varie strutture è un numero importante. Il bando che vi dicevo prima, quello del verde operato per la gestione del verde scolastico fatto all'interno del Municipio Sesto, è stato oggetto di una menzione speciale durante Compra Verde by Green, che immagino tutti conoscerete, che è l'iniziativa annuale fatta appunto per fare il punto sull'applicazione del GPP all'interno del nostro paese, e come diciamo proprio premio per il lavoro proficuo realizzato grazie anche all'intervento del Ministero dell'Ambiente. Come passo successivo, per dare ancora più cogenza, ancora più attualità, ancora più importanza al tema del GPP, la strategia GPP è stata inserita all'interno del PAESC, cioè del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima, che è stato approvato l'anno scorso. E appunto all'interno del PAESC è inserito il GPP come proprio uno degli strumenti per arrivare alla riduzione delle emissioni di CO2 del Comune di Roma, con una stima della riduzione della CO2 in kilotonnellate di CO2 pari al 4,75, e anche con l'intervento sulla riduzione della produzione dei rifiuti, come vi avevo mostrato in relazione al nostro piano per la prevenzione della produzione dei rifiuti. Ecco, a valle di queste attività chiaramente di formazione del personale, di disseminazione delle tematiche relative all'applicazione dei CAM, abbiamo anche cominciato ad operare una fase di monitoraggio, che anche il mio collega della regione Sardegna diceva essere poi un punto molto importante, no? di verifica dell'efficacia delle politiche che si fanno all'interno degli enti. E abbiamo insomma, diciamo, cercato di capire quale fosse effettivamente poi la rispondenza delle gare e delle procedure di acquisizione beni e servizi, insomma delle gare fatte dall'amministrazione comunale ai CAM vigenti. E diciamo che il risultato ha mostrato un po' luce e ombre, cioè che cosa accade ancora, nonostante diciamo la formazione, nonostante insomma, il tentativo di far emergere l'importanza del rispetto dei CAM, ancora parecchie strutture non
non avevano e non hanno purtroppo ancora bene capito come si declina il CAM all'interno del capitolato, cioè nel senso che spesso viene semplicemente nominato però non vengono effettivamente poi rispettati tutti i punti dei CAM, per cui il monitoraggio ci ha dato proprio la conferma che la formazione non si poteva fermare, che c'era bisogno di proseguire su questa linea e anche nel 2021 infatti abbiamo continuato sia con il MITE, con il rinnovo del nostro protocollo di intesa, sia con insomma diciamo internamente con la collaborazione della scuola di formazione capitolina, operando sempre all'interno dell'obbligatorietà del piano anticorruzione e anche con corsi invece più volontari. Abbiamo fatto altri 4 incontri i quali hanno affrontato i temi della stampa, il tema ancora del verde e il tema degli articoli per l'arredo urbano, che sono anche l'arredo urbano è un importante capitolo di spesa per l'amministrazione di Roma Capitale e abbiamo anche realizzato delle pillole formative che sono a disposizione sempre dei colleghi per dare, diciamo, per tracciare un po' quali sono i punti più importanti, nevralgici dell'applicazione del CAM all'interno delle procedure. Ecco, la nostra strategia complessiva di formazione ci ha valso un'altra menzione sempre all'interno della manifestazione Compra Verde Vai Green dello scorso anno, proprio perché diciamo la complessità della nostra struttura amministrativa ha reso importante le attività di formazione. Abbiamo proseguito con inserire all'interno dei nostri atti insomma, sempre più riferimenti al rispetto di tutta una serie di vincoli su alcune tematiche. Come saprete tutti, il cammino degli enti, cioè, insomma, delle amministrazioni comunali deve per forza essere tracciato da atti precisi, perché come si dice le amministrazioni parlano per atti, e per cui abbiamo l'anno scorso siamo arrivati al nuovo regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, e che insomma ha recepito ovviamente tutta la nuova normativa di riferimento, il decreto 116 del settembre del 2021, del settembre 2020, scusate, all'interno della normativa e ha sancito, diciamo, proprio negli primi articoli, cioè negli articoli che definiscono le competenze, proprio l'importanza vedete la lettera E, degli acquisti ambientalmente preferibili. Per cui Roma persegue nell'esercizio delle proprie competenze iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione della produzione dei rifiuti anche attraverso gli acquisti ambientalmente preferibili, per cui è diciamo presente adesso, oltre ovviamente all'obbligo normativo che ci ha permesso poi alla fine di scrivere questo, però anche il nostro regolamento recepisce questa importante informazione. E all'interno di questo regolamento comunale abbiamo anche inserito un'innovativa sezione sulla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, con la scrittura di un titolo proprio dedicato alle misure per l'organizzazione sostenibile degli eventi pubblici e le azioni per la riduzione della produzione dei rifiuti derivanti da questi, e anche alcuni punti fondamentali per l'effettuazione del servizio di ristorazione collettiva nelle mense delle scuole di Roma, che devono appunto rispettare, che prendono spunto proprio da il CAM e vengono nuovamente ribadite nel nostro regolamento.
Proprio di questo vado ora nell'ultimo tratto della mia presentazione a parlarvi proprio del servizio di ristorazione scolastica nei nidi capitolini, nelle sezioni ponte, che sono delle scuole a cavallo fra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, nelle scuole dell'infanzia comunale e statale, primaria e secondaria di primo grado. Ecco, considerate che il servizio di ristorazione scolastica offre ogni giorno il pasto a 150.000 bambini e bambine che frequentano le scuole, appunto, fino anche alle scuole, insomma, le scuole, l'ex scuole medie, per intenderci, dove in alcune scuole ancora esiste il servizio di ristorazione. Il servizio di refezione scolastica è erogato in gestione diretta, cioè gestito direttamente da Roma Capitale e dai municipi territorialmente competenti, per cui non abbiamo esternalizzato il servizio. Ogni scuola ha una mensa e i pasti vengono preparati da cibo fresco, da tutti i cibi freschi, gestiti quotidianamente all'interno di queste cucine, di queste mense. E ovviamente il Dipartimento insomma, che si occupa dei servizi scolastici è dotato di dietiste e di dietisti che sono anche presenti nei municipi e che si occupano il Dipartimento della stesura e della redazione del capitolato e all'interno dei municipi vengono poi effettuati anche i controlli e le conformità del capitolato del servizio erogato rispetto al capitolato. Purtroppo non ci sono qui i miei colleghi del Dipartimento Scuole, perché il nuovo capitolato è andato, ha cominciato a esercitare i propri effetti dal 1° gennaio ed erano abbastanza travolti dai primi mesi di attivazione del servizio, per cui rappresento qui un lavoro fatto da altri colleghi e ovviamente poi vi lascio riferimenti per qualsiasi se avete insomma delle domande, delle informazioni da avere più specificamente su questo capitolato, io posso fare da tramite con i colleghi. Ecco, il servizio di ristorazione è un servizio estremamente complesso e come vedete l'ammontare della gara che è stata appunto, che si è conclusa ed è entrata, i cui effetti appunto si cominciano ad esercitare dal 1° gennaio di quest'anno, è una gara di oltre 700 milioni di euro, per cui stiamo parlando insomma di qualcosa di molto importante, di molto oneroso per il bilancio anche del Comune di Roma. E ecco, il capitolato è il servizio di mense scolastiche è uno dei fiori all'occhiello dell'amministrazione comunale. È da molto tempo che è stato inserito fra le best practice delle pubbliche amministrazioni e ogni volta che la gara viene rifatta è sempre più raffinata, sempre più rispondente, ovviamente risponde a tutto quanto il CAM prevede, ma è sempre più articolata per cercare di soddisfare veramente ogni esigenza relativa a questo servizio che l'utenza può avere. Uno degli aspetti più interessanti, più appassionanti è l'articolazione del menù, che è organizzato in 9 settimane, ha una versione estiva e una versione invernale, per ovviamente fare in modo che vengano utilizzati ortaggi e frutta di stagione e per offrire ovviamente ai bambini la maggiore varietà possibile. Considerate che ogni lotto, avete visto prima è suddivisa in 15 lotti la gara, ogni lotto cerca di integrano questo menù in modo tale da non andare ad esaurire la disponibilità sul mercato regionale, perché è fatto anche con i criteri del chilometro zero il bando, la disponibilità degli ortaggi
relativi alla stagione, in modo tale appunto che non ci sia una carenza di materia prima disponibile sul mercato. Ovviamente il menù è diversificato a seconda che si tratti di una scuola, ovviamente di un nido, di una scuola dell'infanzia, addirittura nella scuola di primaria c'è un menù per le classi prima e seconda e poi c'è un menù invece per la terza, quarta e quinta, perché le esigenze dei bambini chiaramente sono diverse. Ecco, e ovviamente vengono usati prodotti biologici, prodotti DOP, IGP, ecosolidali, biologici e a filiera locale corta, come vi dicevo prima. Infatti l'intero ciclo di produzione, trasformazione e confezionamento delle derrate alimentari si svolge in un raggio di 300 km dall'area del Campidoglio. E questo è molto importante anche per dare sostegno all'economia locale, ovviamente il settore agroalimentare della regione, che è un settore di assoluta importanza. E sono all'interno del bando del capitolato è ovviamente presente anche il tema della prevenzione della produzione degli scarti alimentari, per cui c'è l'applicazione della legge 166, la cosiddetta legge Gadda, che prevede appunto che per i cibi non consumati, cioè quelli diciamo che restano in cucina, ovviamente quelli impiattati, ci sia la possibilità di instaurare delle donazioni a enti caritatevoli per fare in modo appunto proprio di minimizzare l'impatto sullo spreco alimentare, che sapete che è un tema abbastanza delicato dei servizi di ristorazione collettiva, soprattutto insomma nelle mense, dove c'è sempre un tema dei bambini che tendono sempre un po' ad avere un menù sempre più ristretto, sempre più meno disposti, ecco, meno curiosi rispetto al cibo. Infatti il capitolato prevede anche tutta una serie di iniziative invece per proporre loro un'alimentazione un po' diversa, magari no, dal solito, dalla routine familiare, che possa comunque proporre loro anche nuovi sapori, nuovi colori. C'è anche tutta una parte relativa proprio a questo, che si concretizza con una sensibilizzazione ai principi della dieta mediterranea, alla diffusione del concetto di multiculturalità, per cui ci sono cibi diversi per culture diverse, il sostegno ai modelli produttivi e distributivi a basso impatto ambientale, riduzione degli sprechi, abbiamo già detto, e che insomma fanno di questo bando un fiore all'occhiello appunto del Comune di Roma. Potete trovare tutte le informazioni relative a questo bando su questo link, per vedere, insomma, ovviamente ci sono tutte i dettagli, maggiori dettagli rispetto a quanto ho detto io, e ovviamente sì, ho dimenticato di precisare che ovviamente la fornitura, i pasti sono forniti soltanto, ecco, il mio tempo è finito, forniti soltanto con piatti, bicchieri e posate riutilizzabili, per cui ceramica, rispettivamente ceramica, vetro infrangibile e acciaio, e le mense devono essere dotate di lavastoviglie per poter correttamente igienizzare, insomma, per cui il bando è completo anche di questo aspetto per la prevenzione della produzione dei rifiuti plastici. Benissimo, io allora mi taccio, vi ringrazio per l'attenzione, questi sono i miei riferimenti e insomma, qualsiasi cosa potete scrivere, telefonarmi come meglio credete. Grazie. Grazie a Marta Geranzani per aver condiviso con noi le buone pratiche e le esperienze di Roma Capitale, delle quali condivido soprattutto l'importanza della formazione fra i colleghi all'interno dell'amministrazione, perché possono essere un traino appunto molto forte per condividere l'economia circolare e riuscire a sfruttarla e portarla insomma nel lavoro di ogni giorno.
E ora passo la parola a Simone Ricotta per il penultimo intervento che ci porterà all'esperienza dell'ARPA Toscana. Prego. Sì, buongiorno a tutti. Mi presento, Simone Ricotta, sono un dipendente dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, ARPAT. Sono un funzionario e mi occupo di acquisizione di beni e servizi, quindi sono un istruttore di procedure di affidamenti e ho maturato esperienza nell'ambito degli appalti sostenibili. Da molti anni ormai mi occupo dell'argomento e quindi faccio un lavoro un po' particolare, diciamo, per una parte del mio tempo, del mio lavoro dedicato a fare, come si dice, fare le gare, e l'altra a introdurre i criteri di sostenibilità ambientale e sociale. Faccio parte del comitato di gestione del Piano d'azione nazionale del GPP, che è coordinato dal Ministero della Transizione Ecologica, che è quel comitato che sostanzialmente vede, in parte elabora con i tavoli di lavoro, ma soprattutto, diciamo, supervisiona un po' il lavoro sui CAM, i criteri ambientali minimi, quindi le bozze dei decreti sostanzialmente, degli allegati ai decreti, e che poi vengono firmate dal Ministro della Transizione Ecologica e seguono poi tutto l'iter procedimentale. Quindi da molto tempo conosco Alessandra Mascioli e anche Gianluca Cocco, con il quale mi ha fatto molto piacere rincontrarci oggi. E quindi, allora, la mia presentazione, il mio intervento è molto diverso rispetto ai precedenti interventi, quindi c'è un po' un salto, ma diciamo confermo la bontà della progettazione, nel senso che si passa da tutti gli aspetti di inquadramento necessari, anche normativi, delle politiche, delle strategie assolutamente necessari, e poi stiamo andando con l'intervento che mi ha preceduto anche sulle applicazioni dirette. Ecco, il mio intervento è proprio sugli atti di gara, proprio direttamente sui capitolati, sui disciplinari di gara, e quindi come diceva prima la dottoressa che mi ha preceduto, come si declina l'applicazione dei CAM. Ecco, qui ho esempi di come abbiamo provato a declinare l'applicazione dei CAM, o in qualche caso anche, se non erano disponibili CAM, comunque dei criteri ambientali. Quindi condivido la mia presentazione e provo a fare anche schermo intero. Ok. E quindi ho selezionato 3 gare d'appalto che non sono di ARPA Toscana, ma ARPA Toscana per 2 di queste ha fornito il supporto a Regione Toscana, quindi l'agenzia regionale che fornisce supporto alla regione. Quindi l'applicazione dei criteri ambientali e sociali per computer e monitor, l'applicazione dei CAM a reti per interni in una gara, in questo caso di Estar, che è l'ente del servizio sanitario, quindi che gestisce sostanzialmente tutte le gare d'appalto di tutta la sanità della Toscana, è la centrale di committenza, diciamo, della sanità toscana, e l'applicazione dei CAM cartucce toner, in realtà non è solo toner ma anche getto d'inchiostro, di Regione Toscana. E poi alla fine alcuni cenni molto brevi alla 2 o 3 sentenze quindi della giurisprudenza sull'applicazione dei CAM. Però la mia presentazione è un po' particolare perché fornirò, diciamo, agli organizzatori 6 documenti, 6 atti di gara, che sono richiamati in rosso e giallo evidenziato nel documento, in maniera che chi vuole può proprio leggersi completamente per intero l'atto di gara e ritrovare tutte le informazioni che io qui anticipo nella mia presentazione. Allora, la prima gara è una gara in realtà non è una gara di fornitura di computer e monitor, ma è una gara di servizi, le cosiddette postazioni di lavoro. Quindi la fornitura di beni e servizi per la gestione integrata delle postazioni di lavoro e la fornitura anche di software tecnico professionale. È una gara del luglio del 2020, la stazione appaltante è la Regione Toscana, come nella figura di soggetto aggregatore. È un appalto con i servizi come prevalenti, quindi un appalto di servizi, è una procedura aperta, 3 lotti, un importo importante, sono 40 milioni di euro,
il contratto ha una durata di 5 anni, sono 3 lotti, 2 aggiudicati con il criterio del miglior rapporto qualità-prezzo e 1 con il criterio del prezzo più basso. Ma i lotti che ci interessano sono solo i primi 2, perché il terzo riguarda il software, quindi fuori, diciamo, dal campo di applicazione dei CAM, ma anche di criteri ambientali, anche se magari potremmo anche, studiando, trovare criteri ambientali anche nella gestione gara software. Quindi, allora, per quanto riguarda i criteri ambientali applicati, abbiamo applicato per le stampanti i CAM delle stampanti, ovviamente, quelli del decreto del ministro dell'ottobre del 2019, mentre per le altre apparecchiature, che sono computer, portatili, monitor, poi vedremo una slide di dettaglio, non erano disponibili i CAM e non sono attualmente disponibili i CAM perché il decreto che ha approvato i CAM, sostanzialmente quelli per le stampanti, ha abrogato il precedente decreto che era vecchio di qualche anno sui PC portatili e i monitor. Di conseguenza eravamo noi ARPAT a supportare Regione Toscana, eravamo senza i CAM di riferimento. Quindi cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di fare riferimento a una fonte autorevole e in particolare alla prima bozza dei criteri europei elaborati dal Joint Research Center di Siviglia, sostanzialmente l'organismo che elabora il centro di ricerca sostanzialmente della Commissione europea, che elabora le bozze dei CAM europei, chiamiamoli CAM europei, cioè diciamo, dei criteri ambientali europei comuni che sono sul sito della Commissione europea, che sono mi sembra 21 categorie di prodotto, e nel 2020, quando noi abbiamo preparato la gara, era disponibile il documento del novembre 2019 che era la prima bozza dei CAM, non erano nemmeno stati approvati, era una bozza. E noi abbiamo detto, bene, proviamo ad applicare questi criteri in bozza. Quindi è stata anche un'operazione, volendo anche un po' ardita, e inoltre come ARPAT abbiamo proposto l'introduzione anche di alcuni criteri etico-sociali, vale a dire che riguardano le condizioni di lavoro e diritti umani lungo la catena di fornitura. E sappiamo che nei computer e nei monitor, in queste categorie, le catene di fornitura sono molto lunghe, molto complesse, vanno a toccare paesi dove la produzione avviene in condizioni difficili, quindi si sta parlando di sfruttamento del lavoro, di orari di lavoro molto pressanti, sfruttamenti di vario genere. Allora, la Regione Toscana ha accettato queste proposte di ARPAT e quindi la gara è andata bene, non c'è stato contenzioso e quindi è stato un buon risultato. Fatto sta che la Commissione europea ha chiesto poi ad ARPAT di presentare questa esperienza, quindi alcune mie slide sono in inglese perché tradurle dall'inglese all'italiano mi avrebbe comportato tempo perché l'avevo tradotto dall'italiano all'inglese, poi non tornavo, insomma, un bel lavoro. Quindi, allora, i lotti sono 2, è interessante come sono stati anche scritti, credo. Fornitura di beni e servizi per la gestione integrata delle postazioni di lavoro costituite da personal computer e stampanti, quindi stampanti conformi al DM del Ministro della Transizione Ecologica, quindi riportare proprio il numero del decreto ministeriale nell'oggetto dell'appalto, ha ridotto impatto ambientale e sociale lungo la catena di fornitura. Ci abbiamo lavorato un po' su questo testo, ma ci piace. Ha ridotto impatto ambientale e sociale lungo la catena di fornitura. Il primo lotto era per la Regione Toscana, Consiglio e Giunta, e le agenzie ed enti dipendenti, quindi ARPAT stessa. Il lotto 2 invece è identico, soltanto che i destinatari dei servizi sono gli enti del Servizio Sanitario Toscano e gli enti locali che insistono sul territorio regionale. Quindi si sta parlando in totale di 400 enti complessivamente. 20 milioni il primo lotto, 15 milioni il secondo lotto. E abbiamo avuto 4 concorrenti, ma ripeto, non c'è stato contenzioso. Erano 11 apparecchiature diverse, vari tipi di personal computer e di portatili, e 9 diverse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diverse tipologie di stampanti. Poi c'erano 2 prodotti che non fuori dal campo dell'applicazione, diciamo, plotter e docking station. Quindi per i primi 9 che vedete
abbiamo utilizzato la bozza dei criteri europei, per gli altri 7 abbiamo utilizzato i CAM italiani. La parte che io adesso vado a illustrare riguarda i CAM, non riguarda i CAM, perché sui CAM non abbiamo avuto nessun problema, cioè l'abbiamo applicati, nessun problema, nessuna diciamo innovazione. Invece su i criteri ambientali dei computer abbiamo fatto diciamo, un po' di innovazione. Per andare a vedere di cosa si sta parlando, io ho numerato i documenti, ci sarebbe quindi allegato documento 1 e in particolar modo i paragrafi 1 e 2 con anche i commenti al testo, e sui criteri sociali lo stesso documento, invece al paragrafo 3, e per i criteri premianti dobbiamo cambiare documento, si va sul disciplinare di gara e qui ci sono le pagine segnalate. Ma andando per gradi, le specifiche tecniche, quindi obbligatorie dei computer e dei monitor, riguardavano il consumo energetico e noi abbiamo applicato sul consumo energetico dei computer sia portatili che non, fissi quindi, i criteri in bozza europei, che poi sono stati un po' modificati, sono andati sul sito della Commissione Europea definitivi. Ecco, non ci sono differenze tra quelli che abbiamo adottato noi e quelli della Commissione Europea. No differences nel primo dei criteri. Nel secondo, invece, che riguarda i monitor, c'è una differenza perché nel frattempo, dal 2019 al 2021, è stata approvata l'etichetta energetica per i displays, quindi per i monitor. Quindi adesso abbiamo i monitor con le classi energetiche A, B, C, D, eccetera. A quei tempi invece nel 2019 l'etichetta non era disponibile, per cui la scelta di Regione Toscana è stata quella di fare riferimento al consumo energetico ETEC, cosiddetto, che è un altro modo di approcciare il consumo energetico rispetto alle etichette energetiche obbligatorie. Quindi noi abbiamo sostanzialmente utilizzato l'approccio dell'Energy Star, che forse conoscete, e invece la Commissione Europea dopo è uscita insomma, con le etichette obbligatorie per i monitor. Nei criteri invece per quanto riguarda l'estensione della vita utile dei computer abbiamo utilizzato in un criterio, quello relativo alla cancellazione sicura dei dati, quello che poi è stato definito anche dalla Commissione Europea. In altri casi invece abbiamo un po' modificato i documenti, per esempio in senso migliorativo. Il criterio sulla durata della garanzia europeo prevedeva 2 anni. Noi abbiamo chiesto 5 anni e quindi abbiamo migliorato, diciamo, il criterio, l'abbiamo fatto più stringente. Un'altra differenza, sempre sull'approccio della durata, è sulle batterie dei portatili. Le batterie dei portatili sono fondamentali per la durata dei portatili stessi e quindi noi abbiamo utilizzato il criterio che era nella bozza del 2019, poi la Commissione Europea lo ha reso un pochino più stringente, comunque il nostro era diciamo, aderente alla bozza. Poi per tutto il resto dei criteri non c'erano differenze. Vado veloce sul consumo energetico. Invece, ecco, sui criteri premianti, non specifiche tecniche, ma criteri premianti, quindi a punteggio, si è replicata la stessa differenza che avevamo visto, perché abbiamo visto prima sulle specifiche tecniche. Non essendo disponibili le etichette energetiche obbligatorie dei display, noi abbiamo attribuito punteggi ai minori consumi energetici basandoci sul criterio del consumo medio settimanale, cioè l'ETEC, che è l'approccio dell'etichetta Energy Star. La particolarità è questa, che abbiamo valutato poi tutti i criteri a distanza di 1 anno e mezzo dalla elaborazione della gara e abbiamo visto che quei criteri che noi non avevamo adottato dalla bozza, in realtà dopo 1 anno e mezzo li avremmo adottati. Perché? Perché il mercato è cambiato. Dopo 1 anno e mezzo il mercato italiano è adesso pronto rispetto a quelle specifiche tecniche che noi non avevamo
adottato perché ci sembravano non, diciamo, non eravamo pronti, ecco, come mercato. E niente, questa è una cosa interessante da notare. Cosa abbiamo imparato da questa gara? L'integrazione di criteri ambientali in categorie di prodotto non soggette all'applicazione obbligatoria dei CAM attraverso l'utilizzo di altre fonti. Quindi l'invito è, avete delle gare d'appalto e i CAM non sono disponibili, come in questo caso qua? Bene, non usate alibi, cioè possiamo integrare gli aspetti ambientali anche facendo riferimento a fonti diverse. In questo caso, ovviamente, cioè il consiglio che do ovviamente è quello di fare riferimento ai criteri europei sul sito della Commissione europea. Sono in PDF, tradotti in italiano e disponibili. E il Joint Research Center è disponibile anche a collaborare. Poi, cosa abbiamo imparato? La fattibilità di criteri etico-sociali, cioè si possono integrare anche in questo caso criteri etico-sociali non particolarmente complessi, ma intanto li abbiamo utilizzati, forse i primi in Italia ad utilizzare almeno sulle categorie in considerazione. Questo è il fatto. Adesso volevo uscire dalla questo. Vi faccio vedere il documento, questo è proprio che allego, che potete vedere. Questo è proprio l'allegato al capitolato speciale dove trovate tutti i criteri che noi abbiamo utilizzato. È un allegato al capitolato speciale e dentro ci sono consumi energetici dei monitor e trovate tutti i mezzi di verifica, consumi energetici dei computer. Ho messo le note, queste qui a margine, in modo che potete anche vedere le differenze rispetto ai criteri europei. In fondo ci sono quelli etico-sociali, sono 3, i minerali da zone in conflitto ad alto rischio, perché ci sono i minerali nei nostri computer che provengono da zone purtroppo oggetto di conflitti di guerre. E la trasparenza lungo la catena di fornitura, quindi la possibilità di chiedere all'aggiudicatario di indicare il nome delle società e l'indirizzo fisico dei siti di produzione delle componenti principali del computer e il codice di condotta, cioè il relativo proprio alle condizioni di lavoro e diritti umani lungo la catena di fornitura. Ok. Questa è la prima gara. Poi, tornando sulla nostra presentazione, la seconda gara, una gara di arredi per interni dell'Estar, è una gara del 2021, quindi molto recente, una gara di fornitura. La fornitura e posa in opera di arredi e complementi di arredo per l'allestimento di 2 auditorium e spazi per l'accoglienza presso l'Health Campus dell'azienda ospedaliera universitaria Meyer di Firenze, che è un'azienda piuttosto nota in Italia, specializzata sull'infanzia, quindi è la punta d'eccellenza italiana. L'importo era 353.000 euro, non una gara grande, ma insomma, comunque significativa. Non ci sono stati ricorsi, 4 concorrenti, durata di 3 anni. Allora, per quanto riguarda le specifiche tecniche, sono stati utilizzati i CAM per arredi per interni del 2017, modificati con un decreto del 2019, però una particolarità. È stata prestata piuttosto attenzione ad alcune esclusioni, siccome erano mi pare 35-36 diversi articoli di arredo, ad alcuni di essi non erano applicabili i CAM. Però rispetto, perché ci sono tanti modi, no, di applicare i CAM, uno è quello, si scrive un rigo, si applicano i CAM del decreto del 2017, al limite si allega anche il decreto e poi cosa succede? Succede che l'operatore economico si trova davanti alla fioriera, il coprivaso, il tavolino, e il tavolino è da esterno o da interno? È da esterno, ma si applicano i CAM sui tavolini anche se sono da esterno. Quindi abbiamo fatto noi un lavoro, abbiamo detto più in maniera chiara su quali articoli si applicano i CAM e su quali non si applicano i CAM. Poi è stata fatta un'altra scelta. Sugli arredi su misura abbiamo detto, sugli arredi su misura non si può applicare il criterio requisiti del prodotto finale, il 3210 dei CAM,
perché riguarda prove eseguite di laboratorio, quindi che riguardano la sicurezza e la stabilità di un arredo, che però è un arredo che viene fatto su misura, non esiste prima, e quindi è difficile riuscire a produrre e qui ci siamo confrontati anche con i laboratori accreditati, eccetera, e quindi la scelta è stata su alcuni arredi su misura. Quello specifico CAM non si applica, ma si comunque valuta successivamente con altri metodi la sicurezza dell'arredo con un collaudo sul prodotto finale. E per la tenda a rullo è stato applicato il CAM dei tessili, perché appunto è una tenda a rullo, quindi con la parte di tessile, ma anche in questo caso sono stati individuati quali sono i CAM applicabili. Non è stato detto si applicano i CAM tessili, ma sono stati riportati quelli applicabili con un po' di accortezze e precisazioni. Sui criteri premianti abbiamo applicato i criteri del CAM per interni. Qui il tempo sta andando verso la fine, quindi altrimenti non ce la faccio con l'ultima gara. E qui trovate le specificità di questa gara riportate in parte nella mia presentazione e in parte nell'allegato, nei due allegati. Ma una particolarità che secondo me è importante di questa gara qua, di questa sperimentazione che abbiamo fatto, è il documento che in questo caso si chiama documento 3, ma si chiamava scheda articolo come allegato, come atto di gara, scheda articolo. Cosa è stato fatto? Siccome gli arredi erano tanti e per ogni arredo sono decine e decine di documenti da presentare, spesso succede un problema. Siccome faccio parte anche di commissioni di gara, arrivano le offerte e le stazioni appaltanti impazziscono per ricostruire la filiera dei documenti. Cioè, questo certificato si riferisce alla sedia o al tavolo o eccetera. Quindi è stata fatta una specie di scheda per ogni, adesso io vado a mostrarla. Mi sono perso. Dove sono? Allora, dovrebbe essere documento questo. Lo vedete? Ok. Quindi questo qui è una scheda che abbiamo preparato che riguarda per ogni articolo cosa abbiamo fatto. Abbiamo chiesto all'operatore economico nell'offerta tecnica di compilarlo in maniera che una duplice funzione. L'operatore economico quando va a compilare la scheda si rende conto di quali documenti ha e di quali documenti non ha. E quindi, come dire, inutile che mi presenti una offerta tecnica incompleta, perché io sostanzialmente ti faccio compilare con, per esempio, la data di emissione del certificato. Se te il certificato non ce l'hai, la data non la puoi mettere, quindi cercati il certificato. Quindi per rendere consapevoli gli operatori economici di tutta la documentazione che noi stiamo accedendo, in maniera ancora più puntuale rispetto al testo dei CAM. E poi serve alla stazione appaltante per appunto orientarsi nel marasma dei documenti che riceve. E questa è stata, credo, positiva come sperimentazione, perché la Commissione si è trovata davanti una documentazione più fruibile, diciamo. E questo credo che sia interessante, quindi lo trovate nella documentazione. Abbiamo lavorato parecchio per redarlo. Per scriverlo. Poi vado sull'ultima gara, quindi si tratta della gara. Quindi cosa abbiamo imparato? L'opportunità di curare la corretta indicazione del campo di applicazione dei CAM, l'utilizzo flessibile di alcune specifiche tecniche che i CAM permettono, perché ci sono note a corredo del CAM dice allora sopra una certa soglia potete fare in un certo modo, sotto la soglia in un altro modo. Noi abbiamo nel CAM arredi utilizzato tutte le possibilità e quindi poi abbiamo imparato che è utile predisporre dei documenti che servono
per migliorare l'analisi dell'offerta tecnica. Ultima gara, Cartucce Toner, Regione Toscana, 2018, 30 milioni di importo. Abbiamo applicato i CAM Cartucce Toner. Cosa abbiamo fatto di innovativo? Abbiamo preso il testo delle specifiche tecniche è quello dei CAM, cioè preciso, identico. Nel mezzi di verifica invece lo abbiamo provato, secondo noi, a migliorarlo. In che senso? A indicare dei mezzi di prova un pochino più stringenti, più selettivi. Sostanzialmente abbiamo eliminato le autodichiarazioni e abbiamo invece chiesto sempre dichiarazioni validate da soggetti terzi, da organismi terzi indipendenti. Ci siamo inventati anche delle definizioni. Per esempio abbiamo chiesto che certe dichiarazioni fossero valutate, fossero convalidate da organismi particolari, cioè i verificatori ambientali di EMAS o gli organismi di certificazione ISO 14001, che sono dei soggetti che hanno competenze ambientali, e quindi noi abbiamo pensato meglio questa convalida rispetto a un'autodichiarazione del produttore. Il tempo non c'è, però vi ripeto, il documento 5 e 6, che poi credo gli organizzatori lo metteranno a disposizione, potete andare a vedere come abbiamo lavorato su questa gara. Giurisprudenza, vi dico solo che l'ultima slide, l'ultimissima, vi dico questo, che i CAM non hanno una sanzione, cioè l'articolo 34, poi magari Alessandra Mascioli può intervenire a correggere, l'articolo 34 o comunque il codice non prevede una sanzione in caso di non applicazione dei CAM. Però cosa succede? È il mercato che fa da arbitro, che è cartellino rosso, perché ci sono abbondanti sentenze. Se la stazione appaltante non applica correttamente i CAM o non li verifica correttamente, gli operatori economici che hanno investito e che hanno offerte tecniche conforme ai CAM intervengono, fanno ricorso al TAR e vincono. Cioè, questo è quello che succede. Qui riporto 3 sentenze, TAR Toscana, Milano e Napoli, su CAM per arredi per interni, le ho viste. Sostanzialmente, se tu i CAM non li applichi, può accaderti il contenzioso e quindi, cara stazione appaltante, potresti perdere. Quindi, ecco, questo è il mio indirizzo di posta elettronica e niente, spero di essere stato utile e di aver calato diciamo, sugli atti di gara la operatività dei CAM in maniera, in qualche caso, diciamo, innovativa. Forse ho sbucato di 1 minuto o 2, non lo so. Grazie per la vostra attenzione. Ringrazio Simone Ricotta per l'apporto pratico che ci ha dato riguardo ai CAM, soprattutto per chi fa procedure di gara e quindi si trova a dover calare negli atti di gara la normativa. E anche per, come dicevo all'inizio, sicuramente i relatori e le relatrici ci daranno degli spunti. Uno spunto ci è stato dato in merito all'utilizzo di fonti alternative nei casi in cui i CAM non siano previsti appunto dalla norma, e questo ritengo sia un dato interessante. Ora passo la parola a Eva Zane della Direzione Acquisti della Regione Veneto per l'ultimo intervento. Prego. Vieni qua, scusate un attimo. Questo? Guarda cosa. Scusate un attimo, condividi, vero? Quello? Ok. Ci siamo? Ci siete? Sì, va benissimo. Ok, grazie mille. Vi ringrazio anch'io per l'invito, perché ritengo sia molto importante parlare di questi argomenti di Green Public Procurement, economia circolare, in questo momento, anche se ancora, diciamo, ci sono delle criticità dietro a questo tipo di tema. Inizio con una slide, andrò veloce, che contestualizza un po'
l'ambiente in cui noi ci troviamo a lavorare. Da una parte abbiamo visto anche prima, abbiamo l'Agenda 2030 con i suoi 17 goals, e dall'altra abbiamo il Green Deal europeo, che è parte integrante della strategia della Commissione europea per attuare l'Agenda 2030. Questo contesto assegna un ruolo strategico a quello che è il Green Public Procurement. In particolare nel Goal 12, garantire modelli sostenibili di produzione e consumo, viene prevista la promozione di pratiche sostenibili in materia di appalti pubblici, chiaramente in conformità alle politiche, alle priorità nazionali, migliorando così la qualità della vita. Ecco, vorrei sottolineare che noi lavoriamo per migliorare la qualità della nostra vita. Gli attori, oltre alle pubbliche amministrazioni, sono i decisori politici, le imprese, i ricercatori, i consumatori, che hanno un ruolo rilevante, rivenditori e altri ancora. Ma in questo, diciamo, in questa platea di attori, le autorità pubbliche hanno un ruolo di grande rilevanza perché devono dare l'esempio e devono assicurare che i loro appalti si basino sull'applicazione di criteri ecologici e circolari, come abbiamo visto nelle presentazioni precedenti. Ecco, io vorrei fare riferimento a quanto ci dice l'Osservatorio per gli appalti verdi nazionali, che ci dà una fotografia annuale di come si sta evolvendo l'applicazione di criteri ambientali minimi. Obbligatori. Stiamo migliorando, ma non siamo ancora, diciamo, un'applicazione così diffusa, quindi c'è ancora molto lavoro da fare. Per questo motivo la Regione del Veneto ha messo in campo una strategia per il GPP e per l'economia circolare di supporto a quella che è la strategia di sviluppo sostenibile regionale, che è stata approvata nel luglio 2020. 4 sono i pilastri della nostra strategia, chiaramente i pilastri principali. Un piano d'azione regionale per il Green Public Procurement, un forum Compraverde by Green Veneto, che è un appuntamento annuale su base regionale del forum nazionale sempre Compraverde, un premio Compraverde per stazioni appaltanti ed imprese e quarto ma non ultimo un protocollo d'intesa sul GPP. Allora partiamo, vi descriverò appunto questi pilastri. Partiamo dal piano d'azione regionale sugli acquisti. Il primo piano è stato approvato nel 2015 proprio per diffondere le procedure di Green Public Procurement e è durato un triennio dal 2016 al 2018. Nel 2019 è stato approvato un secondo piano che durerà fino al 2023, sia per consolidare la politica sugli acquisti verdi, sia per inserire la variazione, cambiamento normativo che ha avuto luogo nel frattempo, ma soprattutto per aggiungere degli obiettivi legati all'Agenda 2030 e aggiungere i principi dettati dall'economia circolare. Chiaramente gli obiettivi generali di questi piani derivano da quelli che ci ha indicato il Piano Nazionale d'Azione per il Green Public Procurement, ossia efficienza nell'uso delle risorse, riduzione di sostanze pericolose, riduzione dei rifiuti, che in parte coincidono appunto anche con i principi dell'economia circolare. Il forum, come dicevo, è un'occasione annuale di approfondimento e aggiornamento sui temi del GPP e ci permette di attivare collaborazioni, sinergie, scambi tra amministrazioni, funzionari delle amministratori, quindi funzionari, operatori del sistema imprenditoriale, organizzazioni ed enti di ricerca, di formazione ed educazione allo sviluppo sostenibile. È anche un importante momento di aggiornamento
professionale per gli ordini degli architetti, degli ingegneri e nel 2021 anche per l'ordine dei dottori forestali. Il premio, invece, Compraverde, intende incentivare, diffondere e valorizzare le buone pratiche in tema di GPP. Quest'anno abbiamo bandito per stazioni appaltanti imprese lo stesso premio Compraverde, però modificando un po' gli obiettivi. Le iniziative premiate dovranno essere in linea con il PNRR. Vediamo qui, allora, arriviamo al protocollo d'intesa sul GPP. È un protocollo che è stato sottoscritto nell'aprile del 2019 tra Regione del Veneto, le 4 università regionali, quindi Università Padova, Verona, Ca' Foscari di Venezia e UAV, Architettura, con Unioncamere Veneto ed ARPA Veneto. Allora, partendo dal presupposto che le iniziative di mercato possono costituire un mezzo rapido per ottenere risultati concreti in termini di sostenibilità e circolarità, è stato quindi sottoscritto questo protocollo. Il titolo messo per un'economia circolare in concreto, perché noi vogliamo raggiungere degli obiettivi concreti. Prima di spiegarvi un po' com'è strutturato questo protocollo, vorrei però fare riferimento ad una frase che abbiamo letto anche nelle slide della dottoressa Mascioli, ma che troviamo nella descrizione del Goal 12. Questa frase però è la prima frase del nuovo piano dell'economia circolare della Commissione europea del 2020, è la prima, proprio quando leggiamo il piano troviamo questa, ed è sottolineata in grassetto. Esiste un solo pianeta Terra, eppure da qui al 2050 il mondo consumerà risorse pari a 3 pianeti. Ora magari leggendo il piano scorriamo via velocemente e invece secondo me dobbiamo focalizzare su questo che è il problema da cui poi partono tutte le possibili soluzioni. Perché popolazione in crescita, lo sappiamo, abbiamo visto, risorse in un pianeta quindi finite e quindi volenti o nolenti siamo chiamati a intraprendere questi percorsi verso un modello di sviluppo più sostenibile in termini sicuramente di risorse e anche più duraturo, un modello rigenerativo e non degenerativo come quello attuale. Quindi è necessario parlare di economia circolare. Però io generalmente ho un approccio pragmatico, cioè parlare di economia circolare vuol dire parlare di un tema estremamente complesso. Quindi innanzitutto è un obiettivo a lungo termine che richiede competenze, finanziamenti, che vede coinvolti anche qui una molteplicità di attori, istituzioni, sicuramente imprese, consumatori, eccetera. E come cazzo si fa a lavorare? Scusa, c'è un cortesemente. Scusate, sto cercando di disattivare l'audio io, ma non mi riesce. Vabbè, io procedo. Sì, adesso io intanto sento. Sì, grazie, grazie. Noi chiaramente, riconoscendo negli acquisti circolari un importante strumento per la promozione dell'economia circolare, appunto, abbiamo seduto su uno stesso tavolo, è un po' faticoso. Abbiamo Sì, seduto... scusatemi, ma io non riesco... No, io credo che sia Ennio che non ha silenziato e chiederei gentilmente se può procedere lui, perché altrimenti non riusciamo davvero a capire nulla. Se te lo dico io, Io vi aspetto, perché sennò vado avanti. Sì, scusate, mi dispiace che io purtroppo non posso fare grandi cose perché ho provato a disattivarlo, ma non... Penso che ci troveremo, penso che ci troveremo. Vabbè, io procedo perché magari il tempo
Comunque Ok. abbiamo messo su uno stesso tavolo Regione del Veneto, che rappresenta le stazioni appaltanti per la domanda. Abbiamo visto che la domanda deve essere legata a un ripensamento dei propri modelli di acquisto. Abbiamo visto anche in precedenza, dobbiamo inserire nelle nostre gare i principi di eco-design, quindi pensare al ciclo di vita del prodotto, dobbiamo attivare dialoghi per esempio con i fornitori, dobbiamo puntare a inserire materiale riciclato, riciclabile, eccetera. Poi, sempre sullo stesso tavolo, abbiamo l'offerta rappresentata dalle imprese. Anche qui devono continuare o modificare radicalmente i modelli di business in direzione della circolarità per consolidare la loro competitività nel mercato. Poi ricerca e innovazione fondamentali rappresentati dal mondo universitario ed infine la gestione di rifiuti e l'utilizzo di materie prime e seconde rappresentata da ARPA. Quindi con questa rete noi vogliamo valorizzare, promuovere gli acquisti pubblici nella logica del GPP e dell'economia circolare sul territorio regionale, ma non solo. Creare sinergie positive tra le istituzioni che quindi condividono tra loro esperienze, risultati come stazioni appaltanti ed attivare poi dei tavoli tecnici tematici dai quali poi nascono dei documenti di indirizzo che vengono poi distribuiti. Ecco, un minimo di soddisfazione l'abbiamo ottenuta l'anno scorso perché ci è stato assegnato il premio Pubblica Amministrazione Sostenibile e Resiliente 2021 per il progetto Sostenibilità, una rete per un obiettivo comune, premio organizzato da Forum PA ed ASVIS. Questa è una soddisfazione anche perché non abbiamo proprio un esercito che lavora su queste tematiche. Ecco, gli strumenti io li ho riportati perché possono servire a tutti, quindi non solo chiaramente alla Regione del Veneto. Un sito internet dedicato che è stato recentemente aggiornato, un servizio di newsletter periodico per l'aggiornamento anche qui, per la promozione di iniziative. Chi volesse iscriversi basta mandi la mail al helpdesk GPP, che anche qui è un servizio di consulenza, di supporto per stazioni appaltanti e poi sulla piattaforma regionale c'è un corso e-learning sul GPP. Ecco, dal primo anno di attività sono stati pubblicati due documenti. Un documento guida per l'affidamento in concessione di servizi di somministrazione automatica di alimenti e di acqua affinata da rete idrica, che prevede un disciplinare e un capitolato condiviso con tutti i componenti del tavolo, quindi con tutte le esperienze riunite, diciamo, in un documento unico, e un vademecum per la gestione sostenibile dei nostri rifiuti, perché era emersa appunto la difficoltà da parte di vari uffici universitari, uffici pubblica amministrazione, eccetera, di gestire in modo unitario i propri rifiuti. Il secondo anno ha visto la nascita di un documento guida per l'affidamento dei servizi di gestione e manutenzione del verde, anche qui con disciplinare e capitolato. Le stazioni appaltanti possono fare copia e incolla e poi declinarli a seconda delle loro esigenze. E un altro tema scottante di un settore prioritario del piano dell'economia circolare, quindi plastica, GPP e plastica, una guida per un consumo e una produzione responsabili. Sono documenti di facile lettura, ma che sono caratterizzati da un rigore scientifico. Quest'anno stiamo lavorando su un documento guida
per l'affidamento dei servizi di pulizia e un documento più tecnico su GPP e sistema alimentare sostenibile. Ecco, infine io posso dire che un'altra soddisfazione, tutta questa strategia, naturalmente ci vorrebbe molto più tempo per descriverla nei dettagli, è stata considerata dalla Commissione europea, in particolare dalla Direzione Generale dell'Ambiente, come una buona pratica da diffondere a livello europeo. E quindi diciamo che questi aspetti sono stati condivisi anche con una platea molto più ampia. Ecco, la Regione del Veneto, poi noi come direzione acquisti, in particolare il mio ufficio acquisti verdi, è entrato a far parte del progetto Prepare sulla qualità dell'aria del bacino padano e praticamente... un attimo solo che disattivo l'audio, poi dottoressa le chiederei di riattivare il suo. Facciamo una cosa. Deve stare su. Dottoressa Zana, le chiederei di riavviare l'audio. Non la sentiamo, potrebbe riavviare gentilmente l'audio? Mi riavvii l'audio? Non potevo, ha fatto, non potevo farlo io. Sì, grazie. Ecco, scusi, perché qua mi comparivano delle finestre particolari. Sì, mi scusi, ma finché non disattivavo tutti non riuscivo a... No, ha fatto bene e sono riuscita. Allora, dicevo che facciamo parte di questo progetto. La nostra azione sul Green Public Procurement ha previsto delle attività che hanno portato alla redazione di una serie di manuali tecnico-operativi dedicati ai CAM edilizia, CAM servizi energetici, CAM illuminazione pubblica e CAM verde pubblico scaricabili nel sito o nel sito della Regione Veneto, e anche sono stati appunto predisposti dei corsi online sulla piattaforma della Regione Emilia-Romagna, sempre su affidamento, servizi, progettazione e lavori per l'edilizia, servizi energetici e gestione del verde pubblico. Ecco, per quanto mi riguarda, io ho finito, ma rimango a disposizione chiaramente attraverso le mail eccetera per approfondimenti, anche perché ripeto, dietro questi documenti c'è un anno di lavoro, cioè non è, e dietro tutta questa strategia c'è un sacco di attività, quindi sicuramente rimango a disposizione per approfondimenti sul tema. Grazie anche ad Eva Zani della Regione Veneto per appunto le iniziative della Regione che sono anche queste molto interessanti, in particolare il premio Compraverde che secondo me appunto stimola le amministrazioni ad introdurre le politiche ambientali nelle proprie pratiche. Non lo so se ci sono domande, eventualmente volevo solo chiedere alla Alessandra Mascioli se era possibile approfondire un attimo una slide che ho visto passare veloce, riguarda quella che dice è sufficiente copiare e incollare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM. Solo così velocemente se ci puoi illustrare questa slide. Il processo di aspetti, non so se volete che io condivida lo schermo. Ma come vuole. Non è necessario, vabbè. Comunque, forse lo sto facendo. Sì, ecco. Sì. No, vediamo un po' dove... Eccolo qui. Sì, esatto. Allora, sì, sostanzialmente quello che occorre fare, come ho avuto modo anche di dire precedentemente, è innanzitutto effettuare un'analisi del fabbisogno per vedere come questo possa essere dematerializzato. Nelle categorie di appalto in cui sono adottati CAM vi sono indicazioni
su questo. Quindi quello che è importante, che delle volte potrebbe essere anche utile andare oltre i CAM e quindi approcciare un appalto in modo più circolare, anche attraverso le procedure, anche attraverso tutta una serie di diciamo, idee che possano diciamo, essere ancora più funzionali rispetto all'uso efficiente delle risorse, rispetto all'obiettivo insomma che vogliamo conseguire con le pratiche di GPP. Poi ogni qualvolta una categoria è coperta da criteri ambientali minimi, è bene leggere con attenzione i CAM, perché talvolta i CAM, per motivi tecnici, perché non si può standardizzare un criterio completamente, lasciano dei margini di discrezionalità alla stazione appaltante. Quindi è la stazione appaltante che può comprendere dalla lettura del CAM e dal proprio fabbisogno piuttosto facilmente, perché poi sono, diciamo, ecco, va soltanto fatta una riflessione, come abbiamo visto per esempio anche nell'esempio di Simone Ricotta, no? Vi sono dei fabbisogni che possono essere coperti dal CAM e altri come gli arredi su misura no, ma non è solo questo, appunto, è proprio il fatto che nei CAM vi sono anche delle indicazioni alla stazione appaltante, perché la stazione appaltante può essere più precisa nella propria documentazione di gara e quindi può diciamo completare il criterio attraverso altre indicazioni all'interno del capitolato di gara stessa. Poi è necessario anche rivalutare le basi d'asta. Ogni qualvolta noi stiamo applicando i CAM è necessario effettuare un'analisi di mercato ad hoc, soprattutto, per esempio, faccio riferimento, un esempio per tutti, ma non è l'unico, molte stazioni appaltanti lamentano che i criteri ambientali minimi per i prodotti tessili sono troppo restrittivi, il mercato non risponde, le offerte vanno deserte. No, non sono affatto restrittivi, perché i CAM per le forniture di tessili, per esempio, fanno un piccolo passo avanti, per esempio riguardo le sostanze pericolose, rispetto a quello che è già previsto nella normativa cogente. Noi abbiamo un settore imprenditoriale completamente pronto a rispondere a questi CAM ma delle volte appunto questi operatori non accedono al mercato della pubblica amministrazione perché i prezzi a base d'asta sono troppo bassi, perciò alla fine noi, cioè questi capitolati con i prezzi a base d'asta bassi, comportano il fatto che determinate forniture sono forniture importate, sapete voi poi che cosa significa questo, dove poi è anche più difficile reperire dei mezzi di prova che alle volte presuppongono anche in alcuni casi dei diciamo, controlli lungo la catena di fornitura, anche se il CAM in realtà, vabbè, questo è un discorso che vale trasversalmente. Poi è importante anche valutare altri requisiti che sono presenti nel capitolato e fare un'analisi di coerenza con questi. Adesso alcune indicazioni, per esempio, abbiamo messe, sono inserite nei CAM, nelle indicazioni alle stazioni appaltanti, per esempio nei servizi di ristorazione collettiva, vi sono dei suggerimenti proprio per fare in modo che, per esempio, la richiesta di prodotto biologico non si scontri poi tecnicamente con altre richieste, per esempio di un frutta e verdura con una determinata grammatura, che ostacolano l'accesso ai prodotti biologici, perché i prodotti biologici possono essere anche leggermente, diciamo, più piccoli rispetto ai prodotti ortofrutticoli da agricoltura convenzionale. Adesso questo è un esempio soltanto per far capire, ma altri esempi vi avrei potuto portare in funzione di alcune domande che diciamo erano state poste dalle stazioni appaltanti
che però in questo momento mi sfuggono. Poi bisogna appunto vedere se vi sono altre misure che possono essere attuate per massimizzare i benefici ambientali, questo pure ne abbiamo parlato. Ed è anche fondamentale effettuare le verifiche di conformità non solo in fase di valutazione delle offerte, quindi della documentazione tecnica, ma proprio in sede di esecuzione, perché in tutti i tavoli di lavoro per la definizione di GAM che ho avuto l'onore insomma di coordinare, c'è stato segnalato il fatto che molto spesso ciò che viene dichiarato in fase di gara e poi non corrisponde a quello che viene consegnato, e questo non vale soltanto appunto per i servizi, dove è molto semplice capire che se non verifichiamo che effettivamente, per esempio, supponiamo un servizio di pulizia, che effettivamente l'aggiudicatario stia utilizzando dei prodotti detergenti con l'ecolabel o conformi comunque ai criteri ambientali minimi, non abbiamo lo strumento per capire se effettivamente questa strategia degli appalti pubblici verdi sia coerente, ma anche nelle forniture, anche nei gruppi di lavoro per la definizione di GAM per le forniture. Evidentemente in fase di collaudo non c'è la verifica del possesso dell'etichettatura, la verifica anche insomma della conformità del prodotto consegnato rispetto a quello che è stato promesso in gara. Poi anche per quanto riguarda il supporto che il Ministero della Transizione Ecologica può fornire alle stazioni appaltanti, c'è una casella di GPP dedicata, e comunque vi sono anche varie iniziative di formazione e assistenza tecnica che comunque sono attivate nell'ambito del progetto Creiamo PA, che è cofinanziato anche con fondi europei. Anche la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, per quanto forse poco possa, non so quanto possa interessare voi, sta facendo corsi su questo tema. E, insomma, ecco, questo erano altre riflessioni operative. Bene, la ringrazio per l'approfondimento e mi sembra che non ci siano altre domande, quindi ci avviamo alla conclusione. Volevo ricordare che la registrazione sarà disponibile sul canale YouTube del Comune di Udine e che le slide verranno caricate sul sito di progetto. Comunque verrà inviata una mail, credo, a tutti i partecipanti. Ringrazio i relatori e le relatrici per i loro interessanti interventi che hanno spaziato veramente su vari argomenti molto interessanti, come già mi aspettavo, ma veramente sono stati preziosi, devo dire, come apporto al lavoro, insomma, delle amministrazioni. Ringrazio tutti e alla prossima e buon fine settimana. Grazie a voi. Grazie. Buon fine settimana. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie. Grazie di tutto, arrivederci. Grazie. Arrivederci. Arrivederci, grazie. 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 Arrivederci.